Well, do you wanna dance on the hold of my hand? Come on, baby, I'm your man, baby. Do you wanna dance? Well, do you wanna dance on the hold of my hand? Excuse me, baby, I'm your man, baby. Do you wanna dance to me? Buongiorno, buongiorno. Apriamo questa settimana con questa musica, ma soprattutto abbiamo visto molto verde, abbiamo visto l'acqua, abbiamo visto la primavera che arriva e con la primavera arrivano le allergie, arrivano i problemi, anche se sei all'interno della tua casa. Allora ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo da Belluno il dottor Enzo Sgaggiante, direttore malattie infettive ospedale di Belluno. Buongiorno dottor Sgaggiante, grazie di essere qui. E da Napoli abbiamo il professor Gennaro D'Amato, allergologo. Buongiorno professore D'Amato, grazie anche a lei di essere qui a Sveglia Veneti, proprio per svegliarci da questo torpore invernale con un clima incredibile. Abbiamo 30 gradi di temperatura, da questa settimana scenderanno e noi siamo in balia di tutto e di più, perché la confusione regna sovrana. Ci dicono qualcosa ma non tutto, abbiamo i medici di famiglia che scarseggiano, i pronti soccorsi che sono intasati. Allora partiamo proprio dal professor Gennaro D'Amato da Napoli, allergologo. Allora, come sarà questa primavera, professor D'Amato? Cosa vi aspettate? Cosa c'è che non sappiamo, che potete darci delle indicazioni? Prego, professor D'Amato. Ecco, io ringrazio per l'invito, pneumologo e allergologo. Ecco. Io, soprattutto in questi ultimi tempi, stanno crescendo le crisi di asma da allergeni, però attenzione, c'è ancora la presenza di qualche virus che ha determinato diverse polmoniti, e questo francamente erano anni che non vedevo dei processi, dei focolai di broncopolmonite così estesi come questa volta, indotti soprattutto da un virus. Poi c'è stata la sovrapposizione batterica e adesso stiamo nel periodo stagionale delle pollinosi. Soprattutto le graminacee, e qui in Campania anche la parietaria, l'erba da muro, che aggredisce oltre il 30% della popolazione appunto della Campania, soprattutto delle zone costiere. Si tratta di soggetti che vanno incontro ad asma, a tosse, a starnutazione continua. Alcuni che magari per la prima volta avvertono questi sintomi ci chiedono come mai questa sintomatologia. Chi invece l'ha avuta anche gli anni precedenti ha imparato a conoscerla, e quindi attenzione, bisogna iniziare le terapie, perché sono gli antistaminici che riducono la secrezione nasale, e chi ha la tosse e
dell'asma deve fare le inalazioni che diciamo dal punto di vista allergologico consigliamo e che proteggono molto bene anche i bambini, perché anche i bambini stanno avendo problemi di tosse, di mucosite e quindi è importante appunto poterli seguire per bene. È bene evitare di farli stare i bambini a contatto con fumatori perché possono avere un aggravamento della loro sintomatologia, quindi almeno per questi mesi, diciamo fino a fine giugno, quindi aprile, maggio, giugno, almeno per 3 mesi, cercare di portarli verso l'aria più pulita, possibilmente lontano da città inquinate, perché l'inquinamento anche sta comportando problemi. Allora da Napoli passiamo a Belluno, aria pulita, Napoli al mare, Belluno montagna. Dottor Sgazzante, com'è la situazione invece qui al nord? Abbiamo sentito il professor D'Amato, lei come vede la situazione? E sempre grazie dottor Sgazzante di essere qui, prego. Dalle nostre parti con l'inizio della primavera cominciano, se andiamo a vedere i problemi di tipo medico, cominciano soprattutto nelle nostre montagne le punture da zecca che possono trasmettere patologie come la borreliosi o la encefalite da TBE. Poi se stiamo nelle nostre pianure, perché io pur lavorando in montagna vivo in pianura, nel Padovano, abbiamo tutte le punture della zanzara tigre e quindi con infezione da West Nile, da chikungunya, questi virus che una volta non esistevano alle nostre latitudini, ma con i cambiamenti climatici siamo abituati a vedere questi casi. Se poi durante la primavera estate ci si muove di più, quindi se pensiamo ai viaggiatori, dobbiamo stare attenti alle infezioni tipo la dengue, lo Zika virus, che non sono virus presenti nel nostro territorio, ma che ci si può infettare in paesi tipo il Sud America. E poi se pensiamo ai viaggi c'è sempre la diarrea del viaggiatore, quindi per noi infettivologi diciamo si tratta di una serie di patologie di cui stare attenti. Dottor Sgazzante, facciamo abbastanza prevenzione noi come cittadini e poi c'è questa prevenzione anche da parte di chi dovrebbe proteggerci, che sono anche i sindaci, che sono loro i responsabili della salute dei loro cittadini. Noi viviamo qui nel Veneto, in una delle zone più inquinate. Ecco, come vede la situazione, dottor Sgazzante? Ma dal punto di vista medico, ecco, pensando a queste infezioni di cui le parlavo, nel nostro territorio esiste, abbiamo fatto già delle riunioni preventive, tutta una serie di prevenzioni che si mettono in atto, cominciando dai veterinari che vanno a valutare la presenza di queste zecche, di che percentuale sono infettate, si fa tutta una prevenzione per quanto riguarda le acque stagnanti. E poi ci sono le possibilità di fare le vaccinazioni nel nostro territorio, nella provincia di Belluno. Il vaccino nei confronti del virus della TBE, che è un vaccino che può causare anche dei decessi, viene fatta gratuitamente. Quindi diciamo che da chi è preposto vengono messe in atto tutte quelle procedure che si possono utilizzare. È chiaro che spesso magari noi cittadini, quando mi metto in mezzo anch'io, quando ci muoviamo magari non stiamo attenti a tutte le precauzioni possibili e magari ci troviamo poi in difficoltà. Molto chiaro, dottor Sgazzante. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi passiamo la parola al professor D'Amato. Prego Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Con la primavera questi problemi qua viene fuori a tutti. La primavera che sempre stava una stagione troppo caldo, troppo freddo, mi lavorando con le barche, il tempo che conoscono bene, ancora di più, ma non c'è tanta differenza, c'è un pochettino più caldo, ma marzo è sempre stato un mese, va bene, andai uno a fare il bagno in Canasso, al giorno dopo veniva 2 grandine, sempre stata, e difatti marzo è passareo, anche se non piove prendi l'ombrello.
tutta questa roba che abbiamo detto, perché la gente circola di più. Una volta quando ero figlio mi diceva non sta un barco qui, perché qui si andava in montagna, perché una volta andava in montagna, in sanatorio andava a Arco e Trento per dire. Adesso la gente si muove a fiumi, perché giustamente si muove dappertutto, e dunque tutti questi virus, queste robe che gira molto di più. Fortunatamente abbiamo questi dottori, questi virologi, questa gente che ne fa da anni, che ne cura, ne propone cure in tutto quanto. E l'era è questa, purtroppo, questo è il mondo. Vedete tutto sulla terra. È importante perché adesso anche le persone anziane vivono bene, perché se ha un problema o il pronto soccorso in ospedale, io metto posto. Se che noi altri italiani ci andiamo sempre, nel senso, delle volte che abbiamo da bagnarci, ma come se andiamo non risolviamo niente, né da piccolo, ho sempre sentito dove andremo, quella benzina costava 90 franchi il litro. Ah, barche, basta, barche non ne più in giro. Va bene Rinaldo, abbiamo capito, vado avanti, grazie, perché devo far vedere anche i video. Sei stato chiaro, giustamente bisogna essere anche noi un po' attenti, ecco, quello che facciamo, perché è molto importante anche prevenire, anche noi dobbiamo fare prevenzione. Andiamo a vedere allora questo video, poi diamo la parola al professor D'Amato. Allarme, malattie e inquinamento. Andiamo a vedere. Asma, diabete, cardiopatie, cancro. L'esposizione agli inquinanti atmosferici rappresenta una minaccia concreta per la nostra salute ed i numeri dell'ultimo report dell'Agenzia Europea per l'Ambiente lasciano poco spazio ad interpretazioni. Nel 2021 a causa dello smog sono morte in Italia 46.800 persone e a pagare il prezzo più alto sono i residenti nelle regioni della pianura padana, almeno 1 migliaio la stima dei morti nella Marca. Il rapporto tra ambiente e salute è da anni a centro dell'attività di ISD, dell'Associazione Medici per l'Ambiente, oggi a convegno a Treviso nella sede dell'Ordine dei Medici per parlare di consumo del suolo. L'inquinamento atmosferico è senz'altro il più pericoloso tra i fattori di inquinamento per la nostra salute in tutto il mondo, ma soprattutto nelle regioni più industrializzate, soprattutto nella zona dove abitiamo noi, quindi nella pianura padana, nel nord-est, dove sia per motivi geografici ma soprattutto per l'affollamento di persone, di case, di industrie, di macchine, di strade, c'è un aumento di questo smog. L'inquinamento è la quarta causa di morte di tutta la popolazione mondiale. A pagare il conto più salato in termini di danni alla salute sono soprattutto i bambini. Sicuramente aumentano i casi di allergie, aumentano sicuramente i casi le frequenze di patologie respiratorie. I bambini che vivono in ambienti inquinati si vede che respirano peggio rispetto agli altri, hanno più probabilità di avere asma, hanno più probabilità, soprattutto nelle fasi acute dell'inquinamento, di avere episodi di infiammazione a carico delle vie respiratorie. Ma purtroppo l'inquinamento ha anche altre conseguenze, come ad esempio la pubertà precoce. Cito solamente ad esempio il problema dell'interferenza endocrina. Molti inquinanti sono in grado di modificare, in pratica, per essere molto semplice, la funzionalità di alcuni dei nostri ormoni e quindi aumentano anche le patologie legate a problemi ormonali, e questo lo vediamo anche nei bambini. Allora, professor D'Amato, questo collega che sta cercando di far capire l'importanza di attenzionare l'ambiente, dell'inquinamento, come lo commenta? Prego, professor D'Amato. Diciamo che queste informazioni sono estremamente utili. Io personalmente curo con i miei allievi da anni su Facebook una pagina, Respiro Italia, in cui noi cerchiamo senza ovviamente fake news, di dare informazioni corrette relativamente a questa problematica. Del tutto recentemente, qualche giorno fa, abbiamo focalizzato l'attenzione sulle nubi di polvere che arrivavano dal Sahara. Diciamo diverse città dell'area mediterranea sono state le atmosfere oscurate da questa polvere rossiccia che
può essere ovviamente inalata e che nei soggetti predisposti può indurre tosse, ma anche asma e anche altre patologie. Per questo noi consigliamo, quando ci sono queste ondate appunto di vento del Sahara, di mettere delle mascherine. Queste cose sono presenti anche nel documento del Ministero della Salute che con il gruppo di esperti del GARD, che sarebbe Global Alliance Against Respiratory Disease, abbiamo sottoscritto. Quindi chi vuole può approfondire questi concetti proprio nel contesto del documento del Ministero della Salute su inquinamento e patologia respiratoria. Quelle che sono dannose per l'apparato respiratorio sono soprattutto le polveri e le polveri sottili. Noi vediamo spesso nei documenti il PM10. Che cosa significa? Significa che il diametro medio di particelle 10 è di 10 micron, quindi sono particelle inalabili che possono penetrare nell'apparato respiratorio, ma quelle più pericolose sono le PM2,5, microparticelle che oltretutto possono veicolare anche allergeni e che soprattutto nelle città sono presenti in alta quantità. Aveva detto bene il presentatore appunto nel servizio precedente: attenzione ai bambini. I bambini hanno mucositi frequenti in questo periodo e hanno anche tossette, quindi evitare di uscire con le carrozzine che siano ad altezza degli scarichi delle vetture. Diciamo che è importante questo. Poi ancora un altro messaggio, visto che è stato accettato dall'American Academy of Allergy and Clinical Immunology, anche dall'European Academy, le nostre osservazioni relativamente ai temporali in questi periodi stagionali. Noi abbiamo pubblicato sul Lancet, sul New England Journal of Medicine, alcune osservazioni relativamente al peggioramento della sintomatologia nei soggetti con allergia da polline tra marzo e fine giugno. Che cosa succede? Succede che le piogge improvvise, i temporali soprattutto, possono non lavare l'aria, soprattutto nei primi minuti, ma indurre un peggioramento della sintomatologia. In altri termini, essi portano il polline ad abbattersi verso il suolo, il polline di graminacee e di altre erbacce, si imbibisce di acqua piovana, scoppia e libera il contenuto allergenico. Se si chiede a chi soffre di allergia stagionale durante la stagione del polline, appunto in presenza di temporali o anche di piogge intense e improvvise, e tutti quanti dicono: ma io effettivamente tendo a peggiorare. Ecco, quindi diciamo è importante cercare di evitare di uscire soprattutto all'inizio di un temporale, o se si sta per strada di entrare in qualche negozio, e comunque di mettere la mascherina o eventualmente anche filtri nasali che possono proteggere le vie aeree. Molto chiaro, professore, grazie. Dottor Sgaggiante, le mascherine, l'importanza delle mascherine. Noi con il Covid, con questa pandemia che abbiamo avuto, mai avremmo immaginato di girare con la mascherina. Sì, vedevamo i cinesi, i giapponesi quando arrivavano, ma dove vanno quelli con le mascherine? Loro avevano già capito l'importanza che era la mascherina anche per l'inquinamento. Ma soprattutto adesso sembra che tutto sia passato, che non ci sia più il problema della mascherina, a parte qualche diversamente giovane, come lo chiamo io, che vediamo ancora che gira con la mascherina, si mette poco, eppure c'è l'inquinamento. Forse in determinate situazioni, mi è piaciuto molto quello che ha detto il professor D'Amato, con il temporale bisognerebbe stare a casa. Più di qualcuno quando c'è il temporale dice: senti che bella aria fresca, il temporale ha portato via tutto, perché questo quanto importante è l'informazione corretta. Cosa ci dice, dottor Sgaggiante, l'importanza invece della mascherina in determinate situazioni? Prego. La mascherina rappresenta un'ottima possibilità per impedire la trasmissione non solo delle particelle inquinanti, ma anche delle particelle virali che possono essere veicolate attraverso le vie aeree superiori, attraverso l'aria. L'abbiamo utilizzata per quanto riguarda il virus Covid, ma va benissimo per tutti gli altri virus,
che possono essere presenti, soprattutto d'inverno, una persona che ha l'episodio febbrile, che starnutisce, che ha nelle proprie prime vie aeree dei virus, chiaramente nel momento in cui vengono veicolati nell'aria, una possibilità per impedire il contatto è proprio l'utilizzo della mascherina. Dottor Sgargianti, noi abbiamo sentito Napoli, una volta si chiamava la terra dei fuochi, noi abbiamo qui invece nel nostro territorio, nel Veneto, i PFAS, ma non solo nel Veneto, in Italia, in Europa e nel mondo. Quanto vi fanno paura? Ecco, noi abbiamo questi medici per l'ambiente che stanno cercando anche di capire cosa sta succedendo con questi valori nel sangue. Ieri sera ho visto un film, Acque Sporche, che invito tutti a vedere, che ce ne sarebbe da parlare tutti i giorni su questo alto inquinamento che noi abbiamo e qualcuno non ce lo dice in ritardo, perché c'è sempre per fortuna qualche genio che abbiamo che dice qua bisogna fermare. Ecco, quanto vi fa paura questo tipo di inquinamento dei PFAS nel sangue? Tutto quello che diciamo è inquinante e viene a contatto con il nostro organismo sia attraverso le prime vie aeree sia attraverso la ingestione sicuramente va a indebolire quelle che sono le risposte del nostro organismo, del nostro sistema immunitario e quindi fa sì che possiamo essere più facilmente aggredibili da tanti altri batteri e anche da tante altre patologie. Andiamo a vedere allora, andiamo a Padova adesso, queste allergie primaverili e poi andiamo dal professor D'Amato. Andiamo a vedere il servizio. La primavera è la stagione tra le più piacevoli dell'anno per le temperature miti e la bellezza del paesaggio con gli alberi in fiore, ma per gli allergici si trasforma in un periodo difficile da affrontare. Questi giorni di sviluppo primaverile, di aumento delle temperature, giornate piacevoli, ventose, ovviamente riesplode il problema della circolazione dei pollini e quindi della principale allergia, diciamo numericamente, significativa che influenza circa il 20% della popolazione, che è la rinocongiuntivite allergica, a volte anche l'asma, quindi quelle che noi chiamiamo allergie respiratorie stagionali, una volta si chiamavano febbre da fieno, raffreddore da fieno. A Padova circa l'1,5% degli accessi in pronto soccorso è dovuto a patologie allergiche, il che significa almeno 1500 accessi all'anno. Ovviamente non avvengono per problemi di starnuti, problemi di congiuntivite, lacrimazioni, ma per asma, angioedemi, a volte purtroppo anafilassi, che è la reazione più grave che si può verificare in ambito allergologico. Ma il tema delle allergie, vista la pessima qualità dell'aria che respiriamo, è di grande attualità. Secondo i dati dell'OMS, la previsione è che nei prossimi 2 anni un italiano su 2 potrebbe soffrirne. Per questo il Dipartimento di Allergologia dell'azienda ospedaliera di Padova si è dotato di un nuovo test che permette uno screening approfondito. Si potrà effettuare attraverso la prescrizione del medico curante. Il test si chiama Alex, grazie all'impegno dell'azienda e del laboratorio centrale di questa azienda. Abbiamo la possibilità di saggiare 300 allergeni con un unico prelievo del sangue e con una semplice prescrizione, cosiddetta impegnativa da parte del medico curante o dello specialista, quindi al costo di un qualunque ticket sanitario, come un qualunque altra analisi. Quindi questo è un dato veramente significativo. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi illustri ospiti. Volevo chiedervi perché al mattino quando mi alzo ho sempre lo starnuto tutte le mattine d'estate e d'inverno. Non so se perché dormiamo al chiuso ma che dopo apro le finestre al mattino e mi succede questo. mi date una spiegazione per piacere, grazie. Grazie Giusy, penso che succeda a tanti quello che succede a Giusy, non solo alla nostra Giusy. Professor D'Amato, prego. Sì, verosimilmente si tratta di una sensibilizzazione allergica però di tipo polistagionale, perché i pollini sono presenti, soprattutto quelli di graminacee che sono molto diffusi, da noi anche quelli delle urticacee come parietaria, però soprattutto appunto tra marzo e fine giugno, quando invece la sintomatologia di starnutazione, di lacrimazione, di tosse e anche di asma va avanti anche oltre questo periodo
di 3-4 mesi, e allora verosimilmente si tratta di una sensibilizzazione anche alle polveri, agli acari della polvere che possono colpire anche all'interno delle abitazioni. Ovviamente sarebbe utile fare quello che il collega ha suggerito di fare, l'Alex, che con l'ISAC sono due esami simili, quindi l'Alex va benissimo, soprattutto se sono riusciti ad averlo gratuitamente, che infatti ha un suo costo, altrimenti con un prelievo ci dà la focalizzazione di un'eventuale sensibilizzazione ad oltre 300 allergeni, tra cui appunto quelli dei pollini, ma anche quelli di forfora di cane gatto, quelli dell'acaro della polvere e di tanti altri, compresi alcuni alimenti. Ecco, il collega parlava anche di anafilassi. L'anafilassi può insorgere in genere in soggetti con allergie alimentari e da farmaci. È difficile che la pollinosi, l'allergia da polline possa indurre anafilassi, ovviamente, a meno che non ci siano quelle segnalazioni come le nostre dell'asma da temporali, che possono veramente portare a crisi asmatiche intense. Altrimenti è soprattutto da seguire quelli che hanno allergie di tipo alimentare, che ingeriscono alcuni alimenti staminoliberatori come cioccolata, nocciole, frutta secca, a volte pesce, a volte anche il pomodoro. Questi vanno ben etichettati, non sempre sono a substrato allergico, ma di tipo pseudoallergico. Comunque vanno ovviamente seguiti, e poi particolare importanza hanno anche le allergie da farmaci, soprattutto quando c'è necessità di somministrare alcuni prodotti magari per via intramuscolare. Bisogna essere attenti a consigliare un farmaco che potrebbe indurre una reazione anafilattica. Ne vediamo purtroppo ogni tanto, e quindi di conseguenza bisogna essere attenti. Bisognerebbe potenziare i servizi di allergologia a livello ospedaliero, perché come stiamo vedendo le allergie stanno aumentando e invece i servizi si stanno riducendo purtroppo. Professor D'Amato, anche a lei la domanda sui PFAS, perché abbiamo parlato del nostro territorio, dei LISL, questi medici per l'ambiente, ma abbiamo anche le mamme di Taranto, i genitori di Taranto che hanno fatto veramente catena, si sono uniti, hanno fatto rete con le mamme anche del nord, con i familiari del nord. C'è abbastanza attenzione oppure c'è qualcuno che non vuole raccontarci veramente la verità, perché queste pentole altamente tossiche, ma il PFAS ormai è dappertutto? Secondo lei c'è abbastanza informazioni oppure noi dobbiamo sempre sentire delle cose quando qualcuno ha il coraggio veramente di mettere il dito nella piaga? Questi sono i medici per l'ambiente che stanno cercando di far capire l'importanza di aumentare la ricerca sui PFAS, questi siti qui da noi che non sono ancora chiusi. Da voi come sta andando e quanto la preoccupa queste informazioni che stanno dando i medici per l'ambiente proprio per quanto riguarda i PFAS, professor D'Amato? Diciamo che i medici per l'ambiente sono raggruppati, però purtroppo sono ancora troppo pochi. Io ci faccio parte, mi invitano in relazioni relativamente alla problematica appunto asmologica. Io ho la responsabilità anche di un gruppo di studi della World Allergy Organization in cui appunto cerchiamo di pubblicare. Però le nostre pubblicazioni, chiaramente per essere pubblicazioni scientifiche, avvengono in inglese, sono in PubMed, quindi è possibile leggerle per chi le vuole approfondire. Invece in italiano era quello che dicevo precedentemente del Ministero della Salute e il GARD, Global Alliance Against Respiratory Disease, per fortuna in italiano, nel senso che abbiamo tradotto in italiano delle nostre pubblicazioni in inglese ed è possibile vederle. La informazione è corretta e poi ci sono anche delle società, ad esempio Benemerita e la Federasma, una società in cui soprattutto i soggetti asmatici, e poi c'è una
altra società per la BPCO, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva. La rete sta aiutando, bisogna soltanto verificare che non ci siano informazioni deviate, quindi che siano senza fake news, e in questo sono veramente utili. Il problema è che non sempre si fanno sentire oppure sono recepiti questi nostri messaggi. Se mi consente, io vorrei soltanto dire che ad esempio durante il periodo del Covid ho cercato di aiutare moltissime persone e anche medici di famiglia, perché essendo si trattato di un virus nuovo di cui non si conoscevano le caratteristiche, io ho cercato appunto di collegarmi periodicamente attraverso la pagina Respiro Italia per dare informazioni corrette, però vedevo che esistevano dei soggetti anche nel contesto medico che non seguivano assolutamente i consigli corretti e consigliavano di usare dei farmaci che erano tossici. Faccio un esempio: l'idrossiclorochina è stata pubblicizzata quando noi sapevamo a livello specialistico che è tossica e non utile per il Covid. Questa è un'informazione non corretta che è stata data da alcuni medici che si sono improvvisati scienziati. La medicina è una scienza non esatta, però richiede molta attenzione, molto approfondimento. Per favore, colleghiamoci con i siti delle società. Ecco, io faccio parte dell'AIPO, dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, che dà informazioni corrette. Questi sono siti verificati in cui le informazioni vengono date, però dovrebbero essere trasmesse anche a chi governa la cosa pubblica, perché non sempre c'è un'attenzione verso l'ambiente, verso l'inquinamento, verso le vaccinazioni che andrebbero fatte proprio per prevenire tante patologie. Molto chiaro, professore. Do la parola a Roberto da Salzano, se no mi cade la linea. Ciao Roberto, l'avevamo già perso una volta, Roberto, la scorsa settimana, prego. Volevo chiedere ai suoi ospiti, io sono un allergico. Prego Roberto. Volevo chiedere un'informazione ai suoi ospiti. Io sono un allergico da quando avevo 37 anni, ho dovuto fare il vaccino per 4 anni e ho fatto il vaccino a 37 anni. Vai Roberto. Volevo chiedere ai suoi ospiti, in questo momento io per tutti questi anni ho preso sempre l'antistaminico. L'anno scorso ho avuto un problema alla schiena e ho preso il cortisone. Quest'anno non ho avuto nessun sintomo di allergia. È possibile che il cortisone abbia fatto qualcosa riguardo all'allergia? Vi ringrazio, buona giornata. Grazie a te Roberto, sei riuscito a prendere la linea finalmente. Sentiamo allora il dottor Sgaggiante anche su quello che ha detto il professor D'Amato e su quello che ha chiesto Roberto. Prego, dottor Sgaggiante. Riguardo alla domanda sul cortisone, forse il collega professor D'Amato è più afferrato di me. Io dico solamente che il cortisone è un importante e potente antinfiammatorio che però di solito agisce nel momento in cui lo si utilizza, non è che la prevenzione non riesce a farla in modo efficace. L'informazione corretta che parlava il professor D'Amato, dottor Sgaggiante, è molto importante, non puoi fare il fai da te. Il problema è che purtroppo è successo proprio così anche con il vaccino del Covid, questo vaccino che molti hanno visto come un mostro, un qualcosa da non fare. Ecco, com'è la situazione adesso, dottor Sgaggiante, soprattutto anche per queste cure che bisogna fare per queste allergie? Ma io, se sono allergico, durerà per tutta la vita o grazie anche alla scienza e alla ricerca sono stati fatti dei passi avanti proprio per colpire le allergie? Prego, dottor Sgaggiante. Le allergie sappiamo che c'è una predisposizione sicuramente genetica che difficilmente scompare, anche se speriamo sempre in patologie che sono sempre migliori. Quello che come infettivologo facciamo e le nostra prassi è quella della prevenzione nei confronti delle infezioni e direi prevenzione anche nei confronti delle allergie. E quello che soprattutto dobbiamo anche capire
che forse se ne parla molto poco, gli addetti ai lavori sanno, ma purtroppo qui in Italia c'è il fai da te, anche la differenza tra virus e batteri. Ecco, bisogna spiegarlo. Io ho la fortuna di fare queste trasmissioni con molte eccellenze e devo dire la verità che molti ancora facevano confusione. Anche qua il medico di famiglia dovrebbe essere in prima persona a spiegare. Abbiamo sentito come si corre dal pronto soccorso, non dovrebbe essere fatta, secondo lei, dottor Sgargiante, un altro percorso per non tasare i pronti soccorsi? Il medico di famiglia, secondo lei e secondo voi, è preparato in questo, senza che questa persona debba correre al pronto soccorso perché all'improvviso non riesce più magari a respirare bene? Prego, dottor Sgargiante. Ma sicuramente io conosco tanti colleghi che operano nella medicina di base e sono colleghi preparati. Il problema è che in questo momento abbiamo tante zone carenti, quindi il medico di base come i medici ospedalieri sono in quantità ridotta rispetto a quello che dovrebbero essere, quindi spesso il cittadino magari si trova a dover accedere in pronto soccorso per il fatto che è in una zona magari dove il medico di base è poco presente, ma dovrebbe essere sicuramente implementata questa figura sul territorio e eviteremo tanti eccessi in pronto soccorso incongrui. Dottor Sgargiante, noi abbiamo visto questi camper anche dall'ULSS 2, non solo, che proprio con la pandemia hanno iniziato a muoversi nei paesi proprio per dare informazioni, ma anche nelle città, nelle piazze. Può essere importante anche fare un camper per le allergie, informare bene secondo lei? Perché come lei sta dicendo, i medici di famiglia mancano, non c'è niente da fare. I pronti soccorsi si accolgono, però abbiamo dei numeri impressionanti. Secondo lei potrebbe essere utile anche questo, girare con il camper per informare, per vedere, per fare dei test? Prego, dottor Sgargiante. Ma sicuramente l'informazione è il primo passo per riuscire a risolvere un problema e quindi che sia attraverso il medico di base, che sia attraverso altre modalità, sicuramente l'informazione è una cosa fondamentale. Allora, professor D'Amato, anche per lei la domanda, l'importanza è di essere informati, perché va bene che da Belluno passiamo a Napoli, ma i problemi sono quelli. Ecco, noi sentiamo veramente i cittadini delle volte non sanno più a chi rivolgersi, mancano i medici, mancano i preti, per fortuna ci sono ancora i farmacisti che anzi stanno allargando quello che era la farmacia tradizionale perché hanno capito l'importanza anche di dare delle risposte. Siamo una popolazione che sta invecchiando, purtroppo la denatalità si fa sentire come. Prego, professor D'Amato. Ecco, io la ringrazio perché lei sta facendo attualmente una ottima informazione, richiamandoci alla domanda del signore di prima che con un cortisonico ha visto un miglioramento della propria sintomatologia. Io dico, quando c'è necessità di integrare la terapia antiallergica con dei cortisonici, ben vengano, però attenzione, evitare il fai da te, perché potrebbero portare alterazioni a livello pressorio, a livello della glicemia e di altre, indurre l'insorgenza di effetti collaterali. E invece anche nei bimbi talvolta serve il cortisonico per qualche giorno, quindi usarlo sotto l'osservazione specialistica soltanto per alcuni giorni, quando magari la sintomatologia è più intensa, che possano indurre delle risposte positive anche a distanza di tempo. Diciamo, sono abbastanza perplesso perché servono soprattutto per l'immediato. Adesso da 25 anni, immaginate, 25 anni fa proprio a Napoli trattammo il primo caso di un asma grave con dei farmaci biologici che adesso sono diffusissimi. Ricordo che era un farmaco anti-IgE, cioè che era in grado di inibire le risposte IgE immediate, cioè degli anticorpi della
dell'allergia. Si trattava di una giovane signora che ci chiese proprio di poter fare questo farmaco che era appena stato sintetizzato negli Stati Uniti. Da allora noi abbiamo almeno 5 farmaci biologici che presso le strutture specialistiche ospedaliere o universitarie possono essere prescritte a soggetti con forme asmatiche gravi. Sono veramente utili. Ci sono adesso in Italia migliaia di pazienti trattati con questi farmaci, dico il nome non commerciale, omalizumab, mepolizumab, dupilumab, ecco, a seconda delle varie entità sintomatologiche è possibile prescrivere questi prodotti che si somministrano mensilmente e che curano le allergie. Le allergie purtroppo tendono a non scomparire del tutto, soprattutto quando insorgono nell'età adulta. Quando insorgono nei bambini potrebbero alla pubertà regredire e ricomparire se per esempio il soggetto che era allergico si mette a fumare oppure ad inalare sostanze inquinanti, altrimenti nell'adulto purtroppo tendono a continuare. Però per fortuna abbiamo ottimi prodotti, appunto per via inalatoria, broncodilatatori antiasmatici, gli stessi antistaminici sono tanti, e questi biologici per selezione dei pazienti con asma più grave. Allora, prima di andare in pubblicità diamo la parola al nostro Livio da Padova. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Volevo chiedere loro, sarebbe utile per una persona che frequenta la città, che gira in città, mettere sempre la mascherina? Ecco, volevo solo chiedere questo, grazie. Allora, prima di rispondere devo assolutamente andare in pubblicità, ma poi risponderemo a Livio. Pubblicità. Erano tutti animali da carne, 39.000 tacchini destinati all'abbattimento dopo che i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie hanno confermato un caso di positività al virus H5N1, la temibile influenza aviaria. Attorno all'allevamento di Piove di Sacco si sono strette, come da protocollo regionale, la zona di protezione in un raggio di 3 km in linea d'aria del focolaio e quella di sorveglianza in un raggio di 10. Un caso particolare in questo periodo dell'anno, confermano dall'Istituto di Legnaro, anche se gli esperti avevano allungato il rischio elevato per gli allevamenti almeno fino a metà marzo. Un virus che si sta modificando e che sta modificando i soggetti portatori. Colpite pesantemente specie come le grucci nerine, diminuiti i casi nei gabbiani e anche nelle anatre selvatiche, che restano tuttavia la specie più pericolosa. Con la collaborazione delle associazioni venatorie, attraverso i carnieri, si sta cercando di potenziare l'attività di sorveglianza. Nel frattempo cresce la preoccupazione nel mondo degli allevatori, che già aveva fatto fronte a inizio autunno a una prima ondata. Le imprese non hanno mai abbassato la guardia, sottolinea il direttore di CIA Padova Maurizio Antonini. I controlli da parte delle autorità competenti sono doverosi. Ora chiediamo celerità nella rendicontazione dei danni diretti e indiretti. Serve una sburocratizzazione al fine di garantire i ristori in tempi congrui. Allora, dottor Sgargiante, quello che vorremmo anche capire, perché noi mangiamo e non riusciamo più a capire cosa mangiare, perché non sono chiare le diciture anche nelle etichettature. Noi la verdura non sappiamo se ha i PFAS o no, perché non è scritto, tanto è vero che qualcosa si sta muovendo. Il pesce, abbiamo sentito quanta plastica c'è nei mari, di tutto e di più. La pasta, abbiamo sentito, fortunatamente grazie a un'indagine di un giornalista si è scoperto che il grano non era italiano ma proveniva da altre parti d'Europa, anche se era scritto grano italiano. Ecco, questa informazione che non c'è sulla salute, sul mangiare, perché poi succedono che poi ti vengono le allergie, ti vengono... Quanto vi preoccupa? Ma perché non è chiara l'etichetta? Adesso si sta facendo qualcosa, ma questi prodotti perché non vengono analizzati per far capire veramente se sono prodotti sani, cosa mangiamo? Perché sa, questi PFAS cominciano veramente a preoccupare, perché sembra che ormai ce li abbiamo tutti, però fino all'altro giorno se non ci fossero stati questi
questi familiari, queste mamme no PFAS, forse non l'avremmo neanche mai saputo. Ecco, forse gli addetti ai lavori sono più informati, ma io penso che anche il cittadino dovrebbe essere correttamente informato. Cosa ne pensa, dottor Sgaggiante? Poi rispondiamo anche al nostro Livio se usare la mascherina quando si esce da casa, lui abita a Padova, perciò penso giustamente che abbia anche qualche problema. Prego, dottor Sgaggiante. Sicuramente dobbiamo porre attenzione su tutte queste problematiche. I cibi, prima di essere commercializzati, immessi nel circuito dei vari supermercati, vengono sottoposti a dei controlli anche abbastanza approfonditi. Il problema è che di sostanze tossiche ce ne sono in continuazione e anche di nuove, e magari quello che era valutato e controllato negli anni scorsi non è tutto quello che attualmente è presente, quindi ben vengano tutte queste nuove valutazioni, nuove inchieste. Del resto, se queste cose vengono scoperte, vuol dire che comunque vengono fatti dei controlli. Speriamo che questi controlli siano a tappeto e siano preventivi rispetto a quello che magari si può trovare una volta che questi cibi sono stati messi nel mercato. Per quanto riguarda la mascherina, direi è sicuramente utile, e in una città come Padova, che io conosco bene, è una città dove l'inquinamento è molto elevato, se di per sé basta una di quelle mascherine che diciamo di tipo chirurgico, quelle che sono di colore verde e azzurro, ma se noi una mascherina del genere la prendiamo bianca e la portiamo tutta la giornata, vedremo che alla fine della giornata nella zona delle narici sarà diventata grigia oscura, questo perché avremmo bloccato l'inalazione di sostanze sicuramente inquinanti, per cui ben venga la mascherina. Dottor Sgaggiante, noi stiamo assistendo in questi giorni a una delle più importanti fiere a Verona del Vinitaly, dove veramente tutta la politica arriva perché c'è un business pazzesco, questa è la verità, e perciò la politica arriva. E si parla molto di biologico, di vino biologico, di cibi biologici, ma è proprio vero che c'è il biologico, oppure anche qua c'è un'informazione, diciamo tra virgolette, dottor Sgaggiante? Le faccio questa domanda perché io ricevo delle telefonate che dicono ma se quel pezzo è biologico, però di fronte ce n'è un altro contadino che non semina e non cura a livello biologico questo terreno, allora il mio viene inquinato. Ecco, è vero che il biologico è proprio così importante e soprattutto così tutelato? Allora, premetto che non ho la competenza così approfondita per rispondere a una domanda del genere, però è chiaro che le sostanze biologiche bisogna capire anche cosa intendiamo per biologico, perché ci sono delle piante, dei cibi che se fossero solamente biologici non riuscirebbero a essere prodotti in quantità tale da poter avere una produzione. Quindi il solo biologico potrebbe non essere sempre la soluzione per tutti. Quello che secondo me dobbiamo fare è quello di utilizzare comunque delle sostanze che non siano inquinanti, che non vadano a creare danno al nostro organismo. Dopodiché biologico o no, quello appunto, come ripeto, non riesco a dare una risposta esauriente. No, la date come dottor Sgaggiante, forse siete più competenti di quello che pensate perché noi vi sentiamo parlare, il problema è che poi voi siete competenti e vi sentiamo poco, fortunatamente poi venite in queste trasmissioni, quando noi sentiamo invece parlare di politici che hanno sempre l'asso
tasso in tasca e alla fine ci domandiamo ma questo sa quello che ha detto, oppure perché poi c'è sempre il rovescio della medaglia della persona competente che dice forse non è proprio così. Professor D'Amato, si parlava appunto della terra dei fuochi, di queste mozzarelle, di questi pomodori, però parliamo della terra dei fuochi. Com'è la situazione? E anche questo biologico, questo Vinitaly si è puntato molto sul vino, qui da noi non ne parliamo, abbiamo le colline dell'UNESCO, del Prosecco, bisognerebbe capire se veramente è proprio così puro, ma c'è abbastanza chiarezza sull'informazione? Perché io comincio ad avere dei dubbi, professor D'Amato, mi scusi se glielo dico, ma io ho proprio dei dubbi, perché poi quando sento i medici per l'ambiente, soprattutto perché ho molte volte in trasmissione, qui mi sembra che gli addetti ai lavori sono informati e sanno veramente, sono nel pezzo. Ma noi siamo fuori, professor D'Amato, non ci dicono le cose. I convegni sono per gli addetti ai lavori, molte persone parlano un politichese che non comprendiamo, o soprattutto anche molti interventi di sanitari, se sono anche abbinati alla politica, non è che proprio siano così chiari, e l'abbiamo visto anche con i vaccini cosa è successo. Secondo lei la popolazione, visto quello che paga le tasse, non dovrebbe avere un'informazione più corretta per quanto riguarda la sanità e la salute pubblica? Perché ce n'è per tutti, dovremmo sapere molto di più. Prego, professor D'Amato. Ecco, io la ringrazio per questa domanda. Comunque dividerei gli approcci dal punto di vista degli uomini di scienza. È chiaro che sarebbe opportuno verificare, quando parla una persona, quello che nel contesto scientifico definiamo H-index, cioè un indice di citazioni dei propri lavori. Si va su PubMed, che è laddove il contenitore di tutte le pubblicazioni al mondo che vengono fatte su riviste scientifiche, si mette il nome, Pinco Pallino per esempio, e si vede quello che ha prodotto. Quindi se una persona parla e non ha un H-index decente, e allora vuol dire che sta parlando al vento. Questo è soprattutto per gli uomini di scienza, però anche per le persone colte, diverse, mi chiedono: professore, ma è attendibile quello che dice questa persona? Ecco, bisogna andare a vedere quello che ha pubblicato, altrimenti esistono purtroppo dei parolai, quelli che lei citava appunto come da non seguire. Non è facile questo, perché soprattutto, come dicevo in precedenza, nel contesto del Covid ci sono state molte persone che hanno cercato di deviare l'attenzione dalla scienza corretta alle fake news. Se mi consente però, il signore che è intervenuto prima nel chiedere a proposito della mascherina, ecco, lui è a Padova e quindi quando ci sono giornate di inquinamento è opportuno portarla. Lei si riferiva anche agli asiatici che da tempo, ormai da decenni, portano le mascherine anche quando sono raffreddati, questo per rispetto degli altri. Io consiglierei adesso, per fortuna, il Covid è in fase notevole di discesa, ci sono soltanto dei casi, per cui non c'è più l'obbligo di portare le mascherine, a meno che non ci sia qualche persona infetta che dovrebbe portarla, come fanno gli asiatici, per rispettare gli altri. Quindi diciamo una riduzione della necessità di portarle. Se per esempio però a Napoli, ad esempio, noi abbiamo per fortuna il vento e il mare che allontanano un po' gli inquinanti, ma se una persona per esempio abita e vive nella zona del museo dove ancora è alta la concentrazione di polvere, francamente soprattutto in alcune giornate è bene portarla, quindi una certa moderazione e poi informazioni corrette da assumere sui siti del Ministero, ma anche delle associazioni. Io citavo prima l'AIPO, la Federasma ed altre corrette che sulla rete esistono. La mia è Respiro Italia, io cerco con i miei allievi di dare informazioni corrette attraverso Facebook.
Professor D'Amato, queste guerre, questa che abbiamo alle porte di casa, poi questo grano che arriva dall'Ucraina perché è lo stato dove ci sono più estensione di terreno di grano, ma è così sicuro? Perché si sa cosa accade poi nei terreni, ecco, questi cibi che assorbono, perché bene o male assorbono, ma sono proprio così sicuri che questo grano può arrivare anche nei nostri paesi ed essere sicuro che non ci voglia un approfondimento maggiore, visto, come ha detto anche il dottor Scaggiante, che ci sono, ecco, delle nuove evoluzioni anche per quanto riguarda le allergie, i prodotti. Ecco, ma siamo così, cosa comporta una guerra con queste armi che adoperano su quello che poi ricade nell'aria, nel terreno, e che poi sono prodotti che poi arrivano anche da noi e in Europa? Prego. Ecco, lei ha messo il dito in una piaga che speriamo non tenda a diffondersi. Chiaramente le guerre significa sparare in atmosfera un sacco di armamenti che vengono portati dal vento anche lontano dalla zona del conflitto, e questo francamente desta qualche preoccupazione. Noi ci auguriamo che effettivamente possano essere ridotte queste guerre o addirittura eliminate, perché altrimenti il pericolo esiste, perché i venti portano anche in lontananza tutti gli inquinanti. Dicevo precedentemente che ad esempio anche a Roma per 3 giorni di seguito, una decina di giorni fa, c'è stata la polvere del deserto portata dai venti, e anche quella induce un peggioramento della sintomatologia respiratoria, per cui noi anche attraverso i siti societari abbiamo invitato a usare le mascherine durante quei giorni. Anche a Napoli c'era questa coltre di polvere ocra che ha veramente inquinato parecchio. In questo caso soprattutto i soggetti vanno protetti, quindi noi ci auguriamo che chiaramente le guerre possano cessare e non espandersi, perché con l'espansione delle guerre c'è l'espansione anche della polvere pirica in atmosfera. E per il resto io ho visto dei servizi, soprattutto di operatori di Legambiente, diciamo coltivatori diretti, che erano ai siti nord del nostro paese, per chiedere che venissero controllati i camion con frutta che venivano portati da altre nazioni, e diciamo che hanno chiesto la verifica di questi alimenti. Io spero tanto che una corretta informazione, una corretta verifica di queste cose, soprattutto di prodotti biologici che ci vengono dagli altri paesi, vengono effettuati per proteggere i consumatori nostri e anche insomma di ridurre. Molto chiaro, professor D'Amato, e la ringrazio di aver detto spero. Ecco, avete sentito, ecco, col sorriso, ma come ha fatto capire, ecco, l'importanza che ci sia questo controllo. Il problema bisogna vedere se abbiamo anche i controllori, perché mancano anche quelli, però capite bene che il futuro è dei nostri bambini e vorremmo capire anche cosa diamo da mangiare, che il futuro è nelle loro mani, poveretti. Allora, grazie veramente al professor Gennaro D'Amato, collegato con noi da Napoli, pneumologo e allergologo, di essere stato qui e di aver dato molte informazioni. Sentiamo anche come ci saluta il dottor Renzo Scaggiante, direttore malattie infettive all'ospedale di Belluno, su questo spero del professor D'Amato. Spera anche lei che ci siano questi controlli, dottor Scaggiante? Ecco, speriamo, perché veramente, guardi che io sono preoccupata sentendo anche, ecco, le eccellenze che ho in questa trasmissione che vengono e che tutti quanti sperano, purtroppo, e questo non fa di sicuro un bel sperare. Prego, dottor Scaggiante, come ci saluta? Certamente, la saluto anch'io con la speranza che le cose possano migliorare. Noi da parte nostra, con il nostro lavoro, cerchiamo di mettercela tutta. Sì, è vero, però dovete essere supportati anche da un corretto aiuto, ecco, la ricerca, devono investire molto nella ricerca, perché qui assistiamo a delle cose incredibili veramente, perciò
qualcuno in politica, più a pensare, scusate, al ponte di Messina, alla pista da bob e alla poltrona politica, dovrebbe pensare anche alla salute dei cittadini, perché noi andiamo a votare per delegare le persone che facciano questo e non che perché facciano lo scambio di poltrone, quello che stiamo avvenendo in questi giorni. Questo lo dico io, di sicuro noi miei ospiti. Grazie veramente dottor Enzo Scaggiante di essere stato con noi, grazie al professor Gennaro D'Amato. Pubblicità. Grazie a lei, arrivederci. Presento due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza il dottor Edoardo Genovese, criminologo dell'associazione Penelope. Grazie dottor Genovese di essere qui, ma abbiamo anche in presenza Maurina Sessolo, sindaco di Fontanelle, primo mandato civica, che anche lei di problemi veramente questa mattina assieme al dottor Genovese parleremo, perché c'è la sicurezza non riusciamo più a capire noi cittadini, noi che paghiamo le tasse, noi che cerchiamo anche di andare a votare, di fare il nostro dovere, se qualcuno ci sta ascoltando. E qua parto dalla sindaca Sessolo, questi messaggi che arrivano, prima abbiamo parlato di allergie, abbiamo parlato di cibo, ma ce n'è per tutti, perché adesso parleremo di sicurezza. Lei ha vissuto in prima persona anche dei tragici fatti che sono accaduti. Ecco, purtroppo però non abbiamo i numeri, così dicono i politici, per fare questi controlli adeguati. Questi baby gang, che sono pochissimi, però tengono in pugno sindaci, forze dell'ordine e questi diversamente giovani che hanno paura di uscire alle 17 di sera perché chissà cosa trovo, chissà cosa mi capita. Sì, è vero che dobbiamo avere le antenne sempre alte, però io ieri, scusate, io ho girato la mia città con le associazioni di categoria, siamo andati in lungo e in largo e devo dire la verità che i messaggi che stanno passando non sono reali. È una città tranquilla, è una città, ieri era strapiena di gente, seduti, tranquilli. Sembra che perché su un posto c'è un ragazzino o due che fanno veramente, che vogliono intimorire, ci riescono, perché l'attenzione è tutta là, no? Sul resto della città è là, sembra che tutta la città sia invivibile e pericolosa. Com'è la storia, sindaca, lei che vive, anche se è un paese diverso, ma è sempre un paese, questi ragazzi che si spostano poi, ma alla fine sono ragazzini, vogliamo fermarli, sindaca, ma vogliamo fermarli questi ragazzini? Perché è facile dire, abbiamo visto anche l'ultima lite che ha tenuto banco su tutti i giornali, telegiornali, di questo sindaco, di questo papà, di questa persona che ha detto sono dei genitori meravigliosi, non me la prendo col genitore ma col ragazzino che ho denunciato, ma poi la legge arriverà. Prego sindaca, com'è la situazione, poi sentiamo anche il dottor Genovese. Buongiorno intanto Mirella, buongiorno a tutti, a chi ci ascolta anche da casa. Sì, appunto si sentono appunto di questi avvenimenti, soprattutto in cittadini un po' più grandi rispetto al comune che amministro, quindi rispetto a Fontanelle, che siamo sì una comunità di 5.700 abitanti con dei piccoli centri, quindi non abbiamo grossi problemi di baby gang o di fatti, insomma, che ci possono accomunare a quelli che sono accaduti, che ne so, a Treviso, piuttosto che in cittadine come Oderzo Conegliano. Ci sono certo oggi delle problematiche relative ai ragazzi, agli adolescenti in particolare, forse perché hanno pochi spazi di ritrovo, quindi quello che anche come amministrazione stiamo cercando proprio di vedere è di creare degli spazi e dei momenti proprio dove si possano incontrare e sviluppare, diciamo, dei momenti tra di loro di crescita e quindi non siano portati a diciamo a invece creare, insomma, questi disagi tra i cittadini o comunque anche a rompere cartellonistica o altro nella comunità. Quindi l'importante secondo me come amministrazioni, come sindaci, come assessori è proprio quello di creare per loro degli eventi, dei momenti e degli spazi dove si possano ritrovare e proprio, ripeto, sviluppare delle dinamiche che sono tipiche dell'adolescenza. Oggi purtroppo probabilmente l'uso
uso dei social, dei telefonini, dei cellulari, diamo sempre colpa a quello, però sicuramente una colpa ce l'hanno, cerca di isolarli, quindi si parlava anche fuori con il dottore prima, probabilmente si nascondono anche dietro questi cellulari per i social in particolare, proprio per esporre delle loro problematiche. Noi dobbiamo essere attenti, cogliere questi loro disagi e appunto cercare di prevenirli. Penso che sia importante molto spesso intercettare questi ragazzi, cercare di interloquire, di parlare, capire le loro fragilità, i loro bisogni, le loro necessità e magari anche proprio renderli responsabili, quindi cercare di portarli ad essere anche proprio di organizzare anche loro degli eventi, esserne parte, quindi farli sentire proprio importanti all'interno di una società, che sembra facile ma non lo è molto spesso, e quindi bisogna che ci poniamo, secondo me, ecco, su questo versante, iniziare questa strada e ci attiviamo in questo modo. Allora, dottor Genovesi, prima di parlare dell'associazione Penelope, che ho avuto la fortuna di avere anche la Presidente ospite e anche altre associazioni che fanno parte, io vorrei sentire, ecco, la sua impressione come criminologo, visto che lei poi entra in questi carceri, si confronta con questi ragazzi, con queste persone, ed è difficile capirli a volte, perché c'è una frase che volevo proprio commentarla con lei. Questo ragazzo che ha fatto questa brutta aggressione a questo uomo che cercava di difendere soprattutto una signora diversamente giovane, come la chiamo io, perché si comportava in maniera male, lei lo aveva regordito, tutta questa violenza assieme ad altri amici l'ha riversata su questo uomo che voleva solo dire cosa state facendo, perché fate questo, ma soprattutto la frase che ha detto lui a suo padre quando è stato portato all'interno della caserma delle forze dell'ordine: papino, sono stanco. Questa frase mi ha fatto capire tanto che questo ragazzo si vede che non viveva più in casa, ma era alla mercé chissà di chi e di cosa, e soprattutto papino, sono stanco. In queste piccole parole, frase, si riversa tutta la fragilità di questo ragazzo, tutta questa rabbia, alla fine è solo tantissima fragilità. E la dolcezza, papino, ecco, papino. Come se lui voleva far capire che sto papino vuol dire che lui era bambino ancora, non so, io l'ho letta così, dottor Genovesi, cosa di questo papino, sono stanco, prego. Guardi Mirella, stiamo toccando dei temi molto, molto alti, molto importanti. La signora Sindaca ha evidenziato in modo specifico alcuni punti su cui è giusto e doveroso doversi fermare per fare alcune riflessioni. C'è sempre un po' un pugno allo stomaco che vivo quando, ad esempio, mi trovo a vivere momenti di socialità. Dico sempre una cosa: ci ritroviamo ad essere, al giorno d'oggi, nel 2024, più social che sociali. Mi ritrovo a vivere magari un momento di compagnia al ristorante, in pizzeria, qualche giorno fa, o nelle metropolitane, lungo, diciamo, le tratte di viaggio che spesso intraprendo, e mi scontro un po' con una realtà, me compreso, a volte che stride un po', che è quella nota fuori dal coro. Queste teste basse, questi visi bassi davanti a questi schermi in cui ci nascondiamo e celiamo tutte le nostre più specifiche, come dire, pensieri, desideri, un po' lo diceva anche prima la signora Sindaca, e avevo questa immagine che veramente era un pugno allo stomaco. Una ragazza minorenne a tavola con davanti il papà, entrambi con il telefonino. E allora ho cercato un po' di capire, ho detto magari sarà adesso un momento, la ragazza deve organizzarsi il prossimo incontro successivamente, quindi deve un attimo. E invece sono rimasti più di 50 minuti così, con le teste basse, con la pizza davanti, col telefonino accanto, senza neanche una parola, senza neanche l'esigenza di provare a condividere quello specifico momento che stavano vivendo insieme. Ecco, quello che stiamo vivendo, penso,
è un momento di crisi profonda della nostra società e bisogna dirselo, bisogna essere realisti. Crisi profonda dovuta proprio a una mancanza di ascolto attivo. Che cosa c'è dietro quella parola che lei prima disse? Lei ha un animo molto psicologico e mi fa anche molto piacere di questo. Che cosa c'è dietro quella parola papino? Papino, sono stanco. Ecco, quello che manca oggi più che mai è l'ascolto attivo. Proviamo un po', come dire, a vivere veramente i momenti di socialità insieme, chiedendo pensieri, partecipazioni. Io vedo spesso molto una cosa, quando ci occupiamo di scomparsi. Tutti noi abbiamo delle second life, sono queste seconde vite che molto spesso proiettiamo dietro proprio questi schermi. Quindi non parlo con mia madre, non parlo con mio padre, non parlo con i miei fratelli, ma parlo con uno schermo. Solo che dietro questo schermo c'è un mondo, perché un mio pensiero che proietto dietro questo schermo arriva anche in Australia, arriva anche per via di questo effetto domino ovunque. Tutte le storie di minorenni, di ragazzi che ho ascoltato, di persone che ho avuto modo di sentire in questi anni, è proprio questo, l'esigenza di un ascolto, e quindi si va alla ricerca necessaria di una gratificazione immediata, qui e ora. E quindi come posso ottenerlo? Con delle sfide emotive, a chi la fa più grossa, e quindi magari affitto grazie a dei soldi dei miei genitori un SUV e comincio a correre tra le vie della città, magari senza alcun tipo di, come dire, di problemi riguardo ai limiti di velocità, e metto sotto magari una mamma con un bambino, e poi abbiamo fatto così una sfida, abbiamo fatto, ecco, viene tutto ormai ridimensionato, viene a perdere ormai il significato tutto, si perde il significato dei rapporti sociali, si perde il significato del rispetto, rispetto che vuol dire prendersi cura dell'altro. Però, dottor Genovese, lo chiedo anche alla sindaca Sessolo, non è che forse ci vorrebbe una certezza della pena nella maniera giusta, naturalmente nel modo giusto, anche in base al reato che hanno commesso, ma una certezza della pena? Perché mi sembra che stiamo arrivando a un'emulazione, l'ha fatto lui, lo faccio anch'io. Anzi, trovo degli amichetti, delle amichette, perché sono anche ragazze, ecco, e faccio anch'io qualcosa. Abbiamo sentito che sembra che siano stati dei ragazzini che hanno incendiato un furgone qui a Spresiano, e il furgone ha preso fuoco e ha preso fuoco la filanda, e quello almeno che si è sentito sembra che siano stati dei ragazzini. Quando una persona dice ragazzini vuol dire molto giovane, ecco, noi chiamiamo ragazzini i molto giovani, poi non sappiamo, ma così è la terminologia. Però questi ragazzini cominciano a preoccuparmi, perché sanno benissimo che prima o dopo verranno presi, lo sanno, perché ci sono le telecamere, perché quasi sempre, sindaca, poi riuscite a capire chi sono. Ma questi se ne fregano altamente, perché tanto la paternale dei genitori, ma qual è il problema alla fine? Che ho fatto anch'io, come ha detto lei, qualcosa che ha messo al massimo la mia visibilità, che mi sono fatto vedere dai miei amici che io sono forte, io riesco a fare questo e riesco anche a coinvolgerli, perché io gli farei la certezza della pena anche a quelli che partecipano, a quelli che filmano, perché anche loro io farei anche a loro la certezza della pena. Però, sindaca, la politica non arriva a questo. Noi abbiamo delle leggi ma che non vengono applicate. Noi abbiamo le forze dell'ordine che le vediamo nelle partite di calcio, sembra che il calcio sia la cosa più importante, allora fuori vediamo tutti questi eserciti. Però la sicurezza del territorio non la vediamo, eppure sentiamo le persone che chiamano, che dicono: quando vedo una divisa mi sento più sicuro. Ecco, sono sicuro perché così siamo, inutile che ce la giriamo. Eppure non si fa. Voi siete con le spalle al muro perché siete i meno ascoltati, siete quelli che siete sul pezzo, voi siete i responsabili della salute dei cittadini, i cittadini vengono a voi specialmente sulla sicurezza, siete voi che riuscite a identificare questi ragazzini che poi vi confrontate con le famiglie, con le forze, ma siete soli.
siete soli e navigando a vista poi oltretutto, con queste realtà che possono diventare anche pericolose, io lo dico sempre, Certo. guardate che sono molto pericolosi se non li fermiamo, perché fanno gruppo, e là il problema grande che non riescono a capire, non è il ragazzino, è il gruppo poi che fa paura, che il ragazzino da solo, ma figuratevi, problemi zero, ma è il gruppo poi che fa paura. Prego, Sindaca. Sì, come dicevo prima, a livello di amministratori locali, quello che possiamo fare è appunto intercettare questi giovani e cercare di spingerli verso un qualcosa di positivo, quindi portarli lontano dalla strada, da quelle che possono essere questi dinamismo di gruppo, che più sono e più magari sono portati anche ad emulare degli avvenimenti che sentono, e quindi appunto l'incendiare il furgone piuttosto che un casolare, piuttosto che insomma una violenza tra di loro, prendendosela magari con qualche adulto in difficoltà o più fragile o svantaggiato. Quindi ecco, il ruolo che possiamo avere noi è proprio quello di intercettarli, magari appunto anche nelle scuole, con interventi ad hoc, con interventi relativi appunto alla sicurezza, quindi non lo so, guidare in stato appunto, quindi senza aver prima consumato delle bevande alcoliche, piuttosto che il rispetto, come parlava appunto il dottore, che questo è importantissimo, insegnare il rispetto nei confronti delle persone, del tuo simile, di quello magari appunto a maggior ragione del più svantaggiato, dell'aiutare, cioè che ti rende una persona più ricca aiutare qualcuno piuttosto che appunto aggredirlo o comunque sminuirlo. Ecco, il compito di un amministratore forse è proprio questo, di intercettare queste situazioni e in qualche modo appunto portarle a galla ed aiutare questi giovani, che come si diceva prima sono giovani che attraverso i social sono forti, ma presi poi fuori e singolarmente proprio portano a galla delle debolezze. Noi dobbiamo essere in grado di intercettarle e fare in modo appunto che si trasformino in positività e non in negatività. Il supporto da parte della polizia, dei carabinieri eccetera c'è, perché devo dire che noi abbiamo una stazione per esempio dei carabinieri a Fontanelle e ogni qualvolta vengono intercettati sono pronti, e devo dire che li vediamo molto spesso di giorno e di notte percorrere le strade e cercare insomma di capire se ci sono delle dinamiche da intercettare o comunque da intervenire. Certo è che il numero oggi appunto anche di questi poliziotti e di carabinieri ovvio che magari è inferiore a quello che i nostri comuni e le situazioni richiederebbero, quindi è importante far rete tra enti sicuramente e anche tra cittadini, quindi se si nota qualcosa che esula dalla normalità, che è diverso, persone che possono destare qualche sospetto, è ovvio che si deve innescare quella rete e insieme cercare di tamponare o comunque appunto anche di prevenire ancora meglio situazioni. Dobbiamo fare comunità. Dobbiamo fare comunità, quello assolutamente Abbiamo importante. Nadia, poi andiamo dal dottor Genovese. Vai Nadia. Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, stamattina leggo sul telefonino che sabato sera a Casale c'è la sagra. Praticamente si sono raggruppati un centinaio di ragazzini minorenni, che si sono fatti col telefonino di trovarsi là. Hanno cominciato, per fortuna i miei nipoti, perché abitano a Casale, i miei nipoti erano qua da me. E praticamente quando sono in gruppo fanno danni, perché dopo, visto che non hanno litigato tra loro perché erano delle bande, sono andati davanti al comune e hanno rovinato tutte le fiorere, hanno tirato via tutte le piante, ma questi ragazzi non erano di Casale perché venivano da fuori. E anche a mio nipote Christian, il più piccolo, la settimana scorsa ha parcheggiato la bicicletta sui posti di porta biciclette col lucchetto. Fatalità, ha perso le chiavi del lucchetto. Quando è tornato per prendersi la bici c'era un gruppetto e ha avuto paura. Ha smontato la bicicletta, se l'è messa in spalla e ha portato a casa la bicicletta. Quando è tornato con mio figlio per prendere la ruota, che era sul lucchetto, dovevano tagliare il lucchetto, era tutta storta
porta tutta accartocciata e l'hanno fatta per dispetto. Ma non so questi ragazzi cosa stanno combinando. Veramente fanno paura, perché quando sono in gruppo si sentono forti e non fai niente. Non fai niente, anche se vai dai carabinieri non si fa niente. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia. Allora adesso diciamo al dottor Genovesi e anche alla sindaca andiamo a vedere questi servizi che sono molto importanti, dobbiamo fermarli questi ragazzini, non c'è niente da fare e anche fermarli nella maniera giusta visto che abbiamo le possibilità, visto che lo sport è stato inserito nel 2023 nella Costituzione, visto che ci sono associazioni di volontariato che si mettono anche a disposizione. E bisogna fare squadra perché da soli altrimenti combinano veramente tanti guai. Andiamo a vedere a Casale cosa è successo. Dopo l'aggressione di un mese fa, un quindicenne appena sceso dall'autobus, i controlli in vista della tradizionale festa dell'ottava di Pasqua a Casale sul Sile erano stati incrementati e il dispositivo che ha messo insieme polizia locale, arma dei carabinieri e associazione dei carabinieri in congedo alla fine è stato fondamentale perché quello che si temeva si è avverato e nel sabato sera di Sagra un centinaio di ragazzini provenienti dal capoluogo Treviso e dall'Interland si sono dati appuntamento via social proprio a Casale col preciso intento di provocarsi, sfidarsi gruppo contro gruppo. Forze dell'ordine e volontari sono riusciti a tenerli a bada, salvo un soggetto, un minorenne non del posto, che ha vandalizzato le fioriere sotto il portico del Palazzo Municipale e che sarà per questo denunciato. Di per sé ovviamente non è un episodio nel senso di gravità del danneggiamento, però mi sembra grave proprio l'atteggiamento, perché in un contesto di festa dove si hanno a disposizione le giostre, dove si ha a disposizione tanta gente, tante cose da poter fare, per potersi divertire insieme agli altri, non capisco la necessità di andare a danneggiare un bene pubblico. Il ragazzo è già stato convocato in caserma e i genitori si sono detti pronti a ripagare il danno. Per il resto l'essere riusciti a evitare che i gruppetti rivali entrassero in contatto uno con l'altro ha consentito di far filare liscia la serata, ma il problema rimane e lo confermano per primi proprio i gestori di giostre e bancarelle. Baby gang che creano molta confusione, dopo alla fine non succede niente di per sé, però le famiglie fanno fatica a venire alle giostre magari per qualche balordo che vuol fare un po', non so, il superiore. Alla fine forse dovrebbe esserci a monte un po' più di controllo di sti ragazzi. Poco più in là associazioni sportive e ricreative e una gazzella dei carabinieri che monitora la situazione. L'educazione i genitori non la danno. Quando noi eravamo piccolini che andavamo a scuola, la maestra cosa ha fatto? Bravo. Adesso replica ancora, vuol dire che non ti sei comportato bene. C'era una disciplina, non potevi dire niente perché ho fatto questo, ho fatto quello. E purtroppo adesso non c'è più, i genitori se ne fregano, tanto ti do 5 euro, 10 euro, devo fare adescato e basta. E dopo Eurico qui fa quello che vuole. Dottor Genovesi, allora come fermare questi ragazzini? Eppure abbiamo le armi da fermarli, basta usarle bene. È quello che stavamo dicendo un po' prima e che avete poc'anzi anche voi espresso, no? Manca la comunità, il significato vero, profondo della comunità. La politica da sola non basta. La sicurezza da sola non basta, la scuola da sola non basta, la famiglia da sola non basta. Occorre fare veramente una sintesi di tutti gli attori in campo, di tutte le agenzie di educazione, di formazione. Bisogna ancora di più parlare nelle scuole di educazione civica, il valore del rispetto, il valore della cosa comune. Poc'anzi è stato fatto riferimento allo sport, no? Che è stato da poco anche una novella per la nostra Carta Repubblicana, ma anche l'ambiente. Anche l'ambiente è stato inserito nella nostra diciamo, bellissima Costituzione come valore anche assoluto da rispettare. Viviamo veramente oggi in contrapposizione un po' con quello che stiamo vivendo, perché questa è la realtà. Le famiglie ormai dedicano più tempo molto spesso, come dire, alle attività proprie individuali e non a quelle proprio familiari. Diciamo un po' prima l'esempio che
di cui abbiamo parlato prima, di questo rapporto più social che sociale all'interno delle famiglie. Quindi occorre veramente che il mondo delle istituzioni, in concerto con le famiglie, col mondo anche delle forze dell'ordine e quindi con le agenzie di formazione e di educazione come le scuole, le università, possono fare veramente, possano abbracciarsi in questo, cercando di condividere quello che è un valore comune, che è quello del rispetto verso il prossimo, del prendersi cura verso il prossimo, di non girarsi dall'altra parte quando si vede qualcosa, perché si rischia di essere coinvolti e si rischia di essere violenti anche riprendendo un'attività, in quel caso una lite, in quel caso che si sta vivendo in primo piano. E anche un caso noto di qualche giorno fa, se non vado errato, a Treviso, di questo signore che prova a difendere, quindi prova a prendersi cura dell'altro, quindi questo è il rispetto. E dall'altra parte vediamo quella che Simon Cohen la definisce erosione empatica. L'empatia è il riconoscimento verso l'altro, è il provare quello che prova l'altro, la sofferenza, la gioia che sta provando l'altra persona. Ecco, questa persona è un esempio, dobbiamo valorizzare i buoni esempi perché il buon esempio può rivoluzionare tutto, il modo di pensare e la comunità stessa. Dottor Genovese, però quello che io noto è la paura. Cioè non è che non vogliono intervenire, hanno paura, perché il messaggio che è passato, guardate che questi hanno il coltello. E questo messaggio che è passato, perché questo è il messaggio che è passato, fa sì che anche il cittadino che vede, noi li abbiamo visto commercianti fermi, ecco, avevano proprio paura di intervenire, ma io mi domando, non bisogna aver paura, perché loro vedono che tu hai paura. E se ci mettiamo tutti assieme e riusciamo a bloccare questo ragazzo, perché lo riusciamo a bloccare, questo è successo anche a Sydney. Questo ragazzo che ha ucciso tutte queste ragazze è una donna, una poliziotta, da sola, perché l'ha affrontato, è riuscita a fermarlo, è stato ucciso, però l'ha fermato questa donna che ha capito che in qualche maniera doveva bloccarlo. Noi invece abbiamo la paura di intervenire, la paura di farci male. Ecco, che questo ragazzo ci faccia del male. Per quello che noi interveniamo, sbaglio, Sindaca, la paura di intervenire. Questo mi dà una coltellata, chiamo le forze dell'ordine, quando arrivano le forze dell'ordine sono, come abbiamo visto, molte volte sono già scappati, tu vai alla ricerca dopo, perché come abbiamo sentito vengono da paesi diversi, non è così semplice avere la telecamera giusta, sono incappucciati, mica così semplice questo lavoro che poi si deve fare. Sindaca, allora come si fa? Sicuramente la paura è un po' insita quando si notano certe situazioni, quindi immagino che vedere dei ragazzetti che si prendono un po' a botte tra di loro o comunque se la prendono con una terza persona, magari appunto anche con strumenti quali, non so, qualche coltellino, qualcosa, certo chi assiste una qualche forma di paura è ovvio che ovviamente ce l'ha per la propria incolumità ed intervenire ovviamente pone qualche limite. Non è neanche facile dire intervieni e cerca di fermare una lite, ripeto, se ci sono anche degli strumenti contundenti. Perciò mi metto anche dalla parte di colui che si mette a guardare come prima cosa cerca di chiamare gli interventi di forze preposte e maggiori che hanno anche gli strumenti per poter fermare una qualche persona, magari di fronte alla quale, di fronte ad una divisa, chi ha iniziato queste forme di violenza magari si ferma anche perché ha nello stesso tempo appunto molta più paura. Nel contempo, ripeto, è importante fare rete, certo più si è anche in situazioni di questo e magari appunto si accerchiano queste persone, si cerca di fermarli, di limitarli, certo lì magari si pone la paura dall'altra parte e si fermano quest'altri. Quindi la cosa fondamentale secondo me proprio è, come si diceva, nelle famiglie insegnare a questi ragazzi di prendersi cura soprattutto del più debole, che quella è la cosa fondamentale, di aver rispetto per la natura, per avere rispetto di quello che ci circonda, delle cose che ci circondano, far capire a questi ragazzi che anche un fiore piantato fuori da un comune, che sembra veramente una stupidaggine, una sciocchezza, in realtà è un valore, è un bene per tutti, perché comunque comunità, è un decoro, no? Della comunità. È la parola comunità ancora. È importante fare assolutamente capire questo. Certo non è facile in un mondo, come diceva il dottore prima, in un mondo dove
dove tutti stiamo a guardare il cellulare, stiamo a guardare cosa avviene, o filmare magari filmare, anche, ecco, e cercare di capire cosa avviene dietro quello piuttosto di capire e cercare di assorbire quello che c'è appunto di fronte, le esigenze anche di un figlio, di un caro, insomma di qualcuno che ci sta davanti. Purtroppo è la società che sta andando verso questo e ci porta appunto a questo. Noi dobbiamo essere, diceva prima quel signore, una volta andavamo a scuola e la maestra ci sgridava, andavamo a casa, prendevamo la doppia razione. Certo, arrivare non è più quello, la società ovviamente ha progredito in un versante diverso, la famiglia è sempre più impegnata nel lavoro, che ovviamente ci porta ad essere poco presenti in famiglia, sempre meno presenti in famiglia, e quindi magari sempre meno anche attenti a quelle che sono le esigenze dei nostri ragazzi, dei nostri figli. Ecco, forse un ritorno proprio ad ascoltare di più i nostri figli forse ci porterebbe anche proprio ad evitare certe situazioni, così come anche la scuola, che da parte sua ci sta mettendo anima e corpo, direi, no? Per insegnare il rispetto al muro, a questi quello ragazzi. È il problema, perché dopo il genitore arriva e difende l'indifendibile. Non è che condanna il ragazzo, condanna sempre l'insegnante che non ha capito questo ragazzo, che il suo ragazzo è più bravo del mondo. Però, dottor Genovese, il messaggio che io volevo dare questa mattina, lo so che esigo troppo, però io vorrei dire: non avete paura, non abbiate paura, affrontateli, guardateli negli occhi. Lo dice una che ha fatto questo, lo so che mi sono messa in pericolo, però ho visto che se tu lo fissi negli occhi, lui devi prendere, no? Quelli che lui, lo guardi bene negli occhi e lo afferri bene, proprio lo afferri bene e lo guardi, cade tutto, È successo a me. Io l'ho preso proprio per i capelli, perché lui facevo la raccolta di alimentari in Piazza Borsa proprio, e con questi bulletti attorno a un certo momento lui passa e sputa proprio sul scatolone di pasta che avevano, proprio l'ha fatto apposta, sputato. Lui si è girato ed è andato verso gli amici. Nel momento che lui si è girato, io sono arrivata dietro e l'ho preso così, ma avevo una forza quel giorno, non so cosa capita. Ora non l'adrenalina, viene anche noi. Certo. Una forza, l'ho guardato e l'ho detto: adesso lecchi quello sputo. Lui ha guardato, prima cosa ha guardato me, poi ha guardato gli amici. E lì la sintesi, e là ho detto adesso me la gioco, no? Perché io ce l'avevo per i capelli, però gli amici, lo sai che non hanno avuto coraggio di affrontarmi, non si sono mossi. Ha leccato, l'ho fatto leccare, poi intanto avevano chiamato le forze dell'ordine e gli altri volontari che sono arrivati, però il gruppo non si è mosso. Non è andato in soccorso, perché forse quella presa che io ho fatto, quel guardarlo fisso negli occhi, come dire adesso ti guardo io bene, ha bloccato anche gli altri. Oppure quella volta racconto perché può capitare anche voi, io non dico che dovete fare quello che fa la Mirella, perché sono un caso a parte, non importa, però quel bambino 12 anni, 13, nel marciapiede, corre con la bicicletta nella pista ciclabile, si ferma, mette la bicicletta in mezzo, io vedo da lontano, mette la bicicletta in mezzo, si mette a chiacchierare con un'altra ragazzina, con la bicicletta in mezzo che non passava, io arrivo e gli dico: scusa, puoi spostare la bicicletta? Non ho capito. Vai. Perfetto, scendo, prendo la bicicletta e l'ho buttata da un'altra parte, che c'era la rete, adesso vai a prenderti la bicicletta. Gli ho detto, sempre guardandoli negli occhi. Ma mi sono capitati tantissimi, ne ho affrontato 7. Ho dovuto fare il confronto all'americana, alla legge, la mia parola contro loro, 7. È vero, ho rischiato troppo, però in quel momento, come ho sentito anche ieri sera una ragazza che ha detto, in quel momento mi sono sentita di affrontarli, perché è così, dopo ognuno di noi. Cioè, è un momento dove dici: no, non posso vedere questo, non posso assistere a questo, loro non possono farmi questo. Ecco che viene fuori anche la tua adrenalina, che non penseresti mai di avere, ma nel momento che viene, a mio avviso, tu la devi usare. Non devi aver paura di usare questa forza che ti dice: adesso mi butto. Adesso provo e mi butto. Lo so che è pericoloso, Mirella, però io sento che forse dobbiamo fare un po', metterli al muro loro, a sapere che non abbiamo paura di loro, se no non ne andiamo fuori, sindaca. Guardi che non ne andiamo fuori. Dottor Genovese. Allora, diciamo
quello che stiamo facendo adesso, penso, anzi sono convinto di questo e vi ringrazio per l'opportunità e vi faccio anche i complimenti, è servizio pubblico a tutti gli effetti, perché stiamo trattando tematiche veramente molto importanti, di estrema attualità, ma ci stiamo anche confrontando. Allora io dico questo, la paura è un fattore fisiologico di ogni essere umano. È sano a volte avere paura, perché è quello strumento che ci permette di reagire prontamente dinanzi a situazioni avverse che possiamo vivere. Quello che invece non è sano, quello che invece è patologico, quello che invece è disfunzionale, dobbiamo dirlo veramente ad alta voce, è rendersi complici di una diciamo, in quel caso, situazione aggressiva o violenta. Registrare, videoregistrare, fotografare azioni di questo tipo, questo è patologico, questo è disfunzionale, non la paura, perché la paura è uno dei 3 aspetti di ogni essere umano. Noi possiamo attaccare, possiamo fuggire o possiamo frizzarci. Ecco, l'effetto freezing è quello, no? L'effetto di congelamento emotivo. Ho paura, sono frenato, non riesco ad intervenire. Però è proprio quell'attimo, è proprio lì che abbiamo il metro di misura, no? Quando abbiamo quella capacità prontamente di provare a fare qualcosa, anzitutto lo strumento più importante che abbiamo a disposizione, che la legge ci permette di fare, è contattare subito le forze dell'ordine. Già fare anche questo passo significa reagire, significa fare qualcosa. Intanto sto facendo qualcosa. Non star fermo, ma fare. Esattamente. Se poi c'ho la tempra e il carattere della Mirella, è il valore aggiunto. Sì. Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno signor Sindaco. Buongiorno. Ecco, signora Mirella, mi rivolgo al Sindaco. Signor Sindaco, io ho fatto il vigile per 42 anni in un medio piccolo comune e adesso più 13 anni che sono in pensione. Ecco, si immagini che io vedo è proprio cambiato totalmente il sistema. Una volta, appena assunto, ci chiamavano la Guardia Comunale e noi eravamo pochissimi, eravamo uno per paese, però la Guardia Comunale era la Guardia Comunale. Ecco, quando i genitori, tante volte i genitori come venivano mai in ufficio oppure mi trovavano per la strada in un'occasione, magari che consegnavo loro a casa delle carte e mi chiedevano come si comporta mio figlio, come così, sai che era importantissimo quello, perché quando io vedevo qualcosa intervenivo sui genitori e tutto e si risolveva il problema, oppure sulla scuola, oppure quando andavo a fare educazione stradale presso le scuole, creavo un'amicizia con questi ragazzi, poi loro anche se scorazzavano la prima volta col motorino si richiamavano, poi però io ho vissuto quasi anche il secondo passaggio. Il secondo passaggio l'ho visto dopo gli anni 2000, ho visto i genitori trasformarsi. Se io facevo qualche osservazione a qualche figlio non andava quasi più bene. Io ho visto che secondo me queste cose, perché anche i genitori sono molto cambiati e non abbiamo più, secondo me la figura importante che era sui comuni medio piccoli, la guardia che vedeva da quando andava all'asilo a quando si sposava era determinante. Ecco, volevo il vostro parere. Buongiorno, grazie Gianfranco. Prego, Sindaca. Sì, giustamente, come si diceva prima, la società è cambiata, i principi sono cambiati, il rispetto è assolutamente cambiato, anche il rispetto verso le autorità. Come diceva, il vigile un tempo era una delle autorità importanti in un paese e gli si affidava anche quella che era un po' la sorveglianza del proprio figlio, quindi gli si chiedeva ma come si comporta quando è fuori, non si comporta bene, così come lo si dava agli insegnanti. Si chiedeva la prima cosa che si chiedeva all'insegnante era come si comporta in classe. Oggi magari appunto è cambiata, i genitori magari proprio perché presi da altre cose, dalla società, dalla frenesia, dal quotidiano, ecco, che ci porta a distrarci, questo magari non lo consideriamo. E c'è comunque un rispetto comune che è venuto a mancare, rispetto proprio anche a tutte quante le autorità. Quindi capisco appunto il cambiamento che questo appunto signore di Cessalto ha vissuto ovviamente nella sua storia anche appunto di vigile.
Anche noi nel nostro comune avevamo appunto che poi non era una baby gang, dei ragazzi che appunto si trovavano all'esterno delle scuole e lì appunto consumavano cibi, bevande e poi lasciavano tutto lì, ovviamente nel disordine più totale, quindi immondizie che poi la scuola l'indomani ritrovava e ovviamente il personale ATA doveva ripulire, pur ovviamente non rientrando tra i compiti. E siamo intervenuti soltanto proprio andando lì a parlare con questi ragazzi, facendo capire che lì potevano tranquillamente trovarsi, potevano tranquillamente mangiare, potevano tranquillamente bere, ascoltarsi la musica, chiacchierare, star lì anche tutta la notte, ma poi ovviamente quel rifiuto che producevano dovevano ovviamente portarlo e buttarlo nei cassonetti, e così devo dire è stato. Quindi è bastato appunto un intervento, ecco, da parte anche nostra di come amministratori, e devo dire che la situazione insomma ecco si è fermata. Bisogna però intervenire, la politica deve fare, non dicevo, del dire, esatto, di fare. È quello che dicevo all'inizio, sì. Quindi come amministratori il ruolo che abbiamo e appunto le carte che ci possiamo giocare è proprio quella di interloquire, intercettare questi giovani che appunto, ripeto, magari hanno solo bisogno di ascolto tante volte, di essere valutati, di essere anche responsabilizzati su qualcosa, e quindi quello che dicevo è creare per loro degli spazi e dei momenti di ritrovo salutari, quindi sperando appunto il nostro sindaco Mario Conte di Treviso ha detto che per lui sarebbe importante fare il servizio civile, e ho visto che molti sindaci e anche molti cittadini approvano questo inserimento nel servizio civile di questi ragazzi, che alla fine sono ragazzini e guardiamo, forse farebbe bene. Però la mia domanda è anche questa, devo correre perché il tempo è tiranno, fra poco è già finita, ma non importa. Dottor Genovese, per tornare anche all'associazione Penelope, che lei è qua anche per questo stamattina, per spiegare anche questa importanza di questa associazione, ma molti a casa si domanderanno, voi avete seguito anche il caso Cecchettin, di questa meravigliosa ragazzina che non c'è più, a causa di questo ragazzo che aveva dato anche dei segnali, però non era stato compreso, capito o guardato abbastanza. Ma quando voi entrate in questa carcere e vi confrontate con queste persone, ecco, cosa vedete? Ecco, come sono questi ragazzi che hanno commesso questo delitto atroce, questo femminicidio atroce che ha coinvolto mai vista una comunità che ha partecipato, che prima era una scomparsa ma molti sapevano già, specialmente gli addetti ai lavori, che proprio scomparsa non era, che le carte erano già chiare. Ecco, cosa dicono? Quando voi vi confrontate con questi, poi sono criminali, poi alla fine nel modo violento con il quale uccidono queste donne, cosa dicono? Come vedete? Perché noi non sappiamo mai niente. Ci racconta, lei che li incontra, cosa vede in queste figure? Pentimento, non gliene frega niente, vivono la giornata. Prego, dottor Genovese. Ma è un tema molto complesso quello della violenza, no? Abbiamo sicuramente trascorso secoli di studi, di ricerca scientifica, veramente molto importanti, no? Io non so se vi ricordate un po' le varie teorie lombrosiane, no? La famosa teoria dell'atavismo, questo Cesare Lombroso che studiava un po' l'uomo delinquente, il famoso l'uomo delinquente per nascita, quindi si nasce uomini delinquenti. Poi abbiamo avuto un susseguirsi di altre scuole di pensiero che hanno intercettato il crimine nella disgregazione sociale, oppure nella povertà, nella marginalità, in tutte le altre forme. Oggi il crimine si è evoluto, oggi l'agito criminale si è evoluto e dobbiamo fare i conti con questo. Non necessariamente dobbiamo interpretare l'agito criminale come studiandolo in un modo clinico, perché stiamo riscontrando effettivamente come dire, un senso al crimine che è veramente diverso rispetto a un tempo. Prima le teorie lombrosiane ci dicevano proprio questo, no? A seconda della fisionomica del soggetto era possibile intercettare quelli che erano alcuni segnali. Oggi non è più così. Oggi il famoso bravo ragazzo della porta accanto, che non ha mai lasciato nessun livido fisico addosso a qualcuno, può macchiarsi di delitti veramente efferati, dall'oggi al domani, senza neanche avere mai toccato un capello a qualcuno. Oggi ci confrontiamo con questo, ci confrontiamo con l'omicidio dell'anima, con la violenza psicologica che oggi uccide ancora di più. Le parole sono lame, le parole possono essere lividi o possono essere anche fiori.
Dobbiamo fare i conti con questo, è cambiato tutto, queste persone sono sole, queste persone sono un po' come un mare in tempesta. Ma riescono a elaborare questo fatto grave che hanno fatto? Oppure viene anche in parte cancellato? Abbiamo visto la mamma di Cogne, ucciso il bambino, poi si cancella. Ma si fa a cancellare, a non renderti conto di quello che hai fatto? Oppure ti rendi conto, ma tutto sommato, vabbè, so qua. Ogni storia è una storia a sé, completamente a sé. Noi siamo un po' un contenitore, siamo un po' un frutto di un melting pot di vissuti emozionali, di traumi, di sinistri familiari, per così dire, di esperienze in negativo e in positivo che possiamo vivere. Queste persone nella maggior parte dei casi vivono proprio questo momento dissociativo un po' con quello che hanno vissuto, con quello che hanno evidentemente anche provocato alla vittima. Sicuramente oggi il carcere, il sistema giustizia, il sistema penitenziario in generale ha proprio questa funzione, no? Ce lo dice, ce lo ripete ad alta voce l'articolo 27 della Costituzione. Le pene devono tendere alla rieducazione, un valore ambizioso, molto ambizioso, difficilissimo, complicatissimo, perché non si ha a che fare con dei computer, io aggiusto, cambio la scheda madre, faccio delle modifiche, gestiono attività quando ho il famoso error 404 e ripristino tutto. Abbiamo a che fare con delle storie biografiche. Abbiamo a che fare con degli esseri umani, abbiamo a che fare con delle persone in carne e ossa che vivono pulsioni, che vivono frustrazioni, che vivono grande senso profondo di vuoto più totale. E quando queste persone vivono questi grandi vuoti profondi, quando vivono questi abissi da cui non si riesce a venire fuori, per tutta una serie di cose, fortunatamente non è così per tante persone evidentemente, ma quelle persone che si macchiano di quel tipo preciso di reato, di omicidi molto gravi, sono proprio quelle persone che non vedono più la pagina dall'altra parte, quindi decidono di chiudere il libro della propria storia, molto spesso chiudendo il libro delle storie, il libro di vita anche di altre persone. Il rifiuto, la frustrazione sicuramente gioca la cattiva gestione del rifiuto, la cattiva gestione dell'emozione che in quel caso si possa vivere dinanzi a un no, dinanzi a un rifiuto. In quel caso può essere la scintilla, quella ferita che si riapre, quella ferita magari antica di un trauma fa, verrebbe da dire, si riapre, questa ferita si viene rivissuta nuovamente e quindi provocare e si rielabora. Abbiamo Tamara, ciao Tamara. Ciao Mirella. Ascolta Mirella, io volevo dirti una cosa. Allora, ieri io sono stata a un pranzo di una nostra, sai la mia storia praticamente, che abito in un gruppo appartamento, e abbiamo un'operatrice di colore. Quello che mi ha fatto stare male, ieri un ragazzo è venuto vicino a questa mia operatrice e gli fa: tu nera, io non ti voglio qua in Italia. E io gli ho detto: permettiti ancora di dire così alla mia operatrice, che non so cosa ti faccio, anche se ho le stampelle, ti faccio correre fino a Vittorio Veneto, ma calci in culo. Perché una persona così maleducata, io contro le mie operatrici, contro le mie compagne, contro la mia famiglia, ho il rispetto, e ho rispetto anche per le altre persone, ho rispetto per i ragazzi non abili, come li chiami tu, che ieri c'era anche un ragazzo con la carrozzina, purtroppo, che ha avuto un incidente. Da ragazzino è stato preso sotto a una macchina, le gambe paralizzate, e gli ha detto anche questo: beh, tu sei handicappato, non ti vogliamo qua in questo mondo, potresti crepare. Io gli ho detto: ascoltami cicciobello, cerca di girare angolo prima che ti faccio correre ancora fino a Vittorio Veneto, ma questa volta ti faccio correre veramente. Ciao Mirella, aspetto una tua risposta. Ciao. Grazie Mirella. Tamara, hai fatto comunità Tamara, quello che abbiamo fatto prima, bravissima, hai fatto quello che ti sentivi di fare in quel momento, anche se avevi un ragazzo, perciò maschile, perché bisogna dire anche questo, il coraggio di Tamara di confrontarsi anche con un'altra realtà, in quel momento sta facendo del male a una sua amica, a una persona che lei vuole bene, perciò brava Tamara, grazie anche della telefonata. Però sindaca, ecco, questo che diceva il dottor Genovese,
perché poi voi vi confrontate, siete i primi a confrontarvi con questi genitori dilaniati, genitori che non avrebbero mai immaginato che succedesse quello che è successo. Pensate a quel ragazzino che ha ucciso quell'uomo, faceva pedopornografia qui nelle nostre zone, chi avrebbe mai immaginato, persona per bene, famiglia per bene. Invece c'era un retro della medaglia incredibilmente terribile, questo ragazzino che si sentiva non quel ragazzino ma un'altra persona, che andava con persone più adulte perché lo stimolo era anche quello, c'era un qualcosa, i genitori, perché poi alla fine la gente comincia a guardare male, eccoli là, esci dalla porta di casa e ti segnalano, perché il famoso gomitatela che abbiamo noi, dottor Genovesi, che ti danno, eccoli là che passano, eccoli là, cioè ti senti etichettato, ma ci sono poi altri figli. È mica facile. Io mi ricordo Crepete che ha detto a questi genitori: andate via da quel paese, spostatevi per il bene del vostro ragazzo. Prego, Sindaca. Sì, sicuramente per la famiglia colpita da fatti di questo genere rimane un'ombra, una taccia che non è sicuramente piacevole, perché, come dicevi, il mondo ti etichetta, ti guarda, e quell'etichetta poi da togliere è molto ma molto difficile. Quindi anche magari i fratelli minori o maggiori che siano rimangono comunque un po' etichettati. E questo molto spesso, secondo me, è un male che porta tante persone a non denunciare ciò che avviene all'interno della propria famiglia, ciò che avviene in un gruppo di compagni, di amici, e quindi manca questa dichiarazione anche di aiuto, di richiesta di aiuto. Pertanto molto spesso sì, magari il fatto accade e uno dice: ma come? Nessuno si è accorto, nessuno sapeva, nessuno ha visto. Se mancano delle denunce o mancano delle richieste di aiuto, anche per noi amministratori ovviamente è difficile poi intervenire. E nei piccoli paesi, soprattutto, in particolare, differentemente insomma da città grandi dove magari ci si conosce meno, nel paese piccolo dove ci si conosce tutti, sicuramente, ecco, perdere quella taccia che magari appunto ci accollano diventa più difficile, quindi nasce poi la vergogna da parte della famiglia, che può avere reazioni di rinchiudersi ancora di più, o comunque poi, quindi insomma non è facile, ecco, intervenire in questi momenti. Quindi quello che noi diciamo è sempre quello di denunciare, portare a galla se ci sono anche all'interno del proprio contesto familiare, senza vergogna, appunto ciò che avviene. Ci sono i servizi sociali all'interno di un comune ai quali ci si può rivolgere proprio per denunciare o portare alla luce quello che sta avvenendo. Ci sono le forze preposte, dalla polizia, i carabinieri, quindi insomma ci sono delle persone che ci possono ascoltare, quindi a trovare e avere il coraggio di portare alla luce e mettersi in gioco, come ha fatto anche la nostra Tamara ieri. Bisogna quel poco che riusciamo a fare, facciamolo, però non pensiamolo di fare, facciamolo. Allora andiamo a vedere questo. Anche mi viene da dire, anche denunciare vuol dire comunità. Certo. Le persone che provano vergogna sono quelle persone che hanno bisogno di comunità, hanno bisogno di ascolto, hanno bisogno che qualcuno si possa prendere cura di loro, perché questi terribili fatti di cronaca, così come anche la scomparsa di una persona che insomma spero possiamo anche parlarne, sono diciamo appuntamenti con la vita che nessuno mai vorrebbe avere. Poi ti cade all'improvviso, al mattino cambia tutto, alla sera cambia tutto. Tu esci fuori di casa, saluti un tuo caro e non sai se al rientro tu possa ritrovarlo. E c'è anche un altro tema che spesso sentiamo, no? Quando vediamo persone che sono vittime o di terribili episodi o di una scomparsa, che chiedono aiuto alla comunità. Certo. Che chiedono dicendo: qualcuno che ha visto qualcosa si faccia avanti. Oppure girano con la foto e chiedono proprio ai cittadini, a quelli che incontrano: hai visto? Allora andiamo a vedere questo servizio proprio di Penelope, allarme al parco. Visto che abbiamo parlato anche di ragazzi, andiamo al parco.
E andiamo a vedere anche un altro video, poi lo commentiamo col dottor Genovese. Penelope non dimentica, io non dimentico. Penelope non dimentica, io non dimentico mia figlia. Penelope non dimentica, noi non dimentichiamo nostra figlia. Penelope non dimentica, io non dimentico mia cugina. Penelope non dimentica e io non dimentico mio fratello. Penelope non dimentica, io non dimentico mia sorella. Penelope non dimentica, io non dimentico mio nonno. Penelope non dimentica e noi non dimentichiamo mamma. Penelope non dimentica, io non dimentico mio figlio. Penelope non dimentica, io non dimentico mia sorella. Penelope non dimentica, io non dimentico mia madre. Penelope non dimentica, io non dimentico mio padre. Penelope non dimentica, io non dimentico i miei fratelli. Penelope non dimentica, io non dimentico mio figlio. Penelope non dimentica, io non dimentico mio figlio Cristian. Penelope non dimentica, io non dimentico mio padre. Penelope non dimentica, io non dimentico mio figlio. Penelope non dimentica, io non dimentico mio figlio. Penelope non dimentica, io non dimentico il mio babbo. Penelope non dimentica, io non dimentico mia sorella. Penelope non dimentica, io non dimentico mio figlio Sebastian. Io non dimentico. Penelope non dimentica, io non dimentico mio zio. Penelope non dimentica, neanche io dimentico mio figlio Mattia. Penelope non dimentica, noi non dimentichiamo nostra sorella. Penelope non dimentica. Io non dimentico. E noi non dimentichiamo, tanto è vero che Mirella ne parla sempre con i propri ospiti, anche dell'associazione Penelope, che abbiamo avuto ospite, la presidente, la vicepresidente, i coniugi Cendron, Bonduan e altri. Ma quanto difficile è? Come si fa a dimenticare la perdita di un caro? È impossibile. E voi ce la mettete tutta per cercare di arrivare anche alla verità, dove finiscono queste persone scomparse che non si ritrovano più, passano anni e anni. Ma com'è possibile scomparire nel nulla, dottor Genovese? Penelope nasce proprio per questo, per essere un po' quella spalla che serve, per essere quel supporto, per essere un po' quella famiglia che in quel momento vuole come dire, prendersi un pezzettino di quella sofferenza, di quel dolore che sta provando quella famiglia. I dati sono veramente allarmanti, non è ancora confermato, ma il dato ad oggi si attesta dal 1974 ad oggi, quindi da quando c'è stata un'elaborazione dei dati, di circa 90.000 persone scomparse. Un esercito, così come l'abbiamo definito, un esercito silente di persone scomparse. Prima di venire qui ero curioso, ho detto ma fammi vedere un po' Treviso quanti abitanti ha, e le ultime cifre penso stimino a qualche anno fa 84.000, sì. No, più o meno 85.000. Sì. Voi immaginate come se improvvisamente tutta Treviso sparisse nel nulla, vivere quella come la definisce il nostro presidente Nicodemo Gentile, la terra del niente. Il tempo sospeso, c'è un tempo sospeso, sono lacrime sospese perché non sai se piangere di gioia, quindi, quindi con la speranza che il tuo caro possa far rientro a casa, oppure se piangerlo a causa di un bruttissimo epilogo. Penelope nasce proprio per questo, nasce nel 2002. Grazie a questa forza, a questo coraggio grandissimo di Gildo Claps. Nasce a Potenza a seguito della sua tristissima vicenda
e poi nel corso degli anni è diventato un motore di speranza attraverso i diversi territoriali che si sono ramificati un po' in tutta Italia a supporto di queste famiglie. Siamo un po' un cuscinetto tra le istituzioni e le famiglie. Con la speranza di ritrovarli. Con la speranza sempre. di poterli trovare, dando supporto umano e anche tecnico, quindi psicologico o legale o criminologico, se la scomparsa dovesse avere come esito quella, ad esempio, di una connessione con un reato, ad esempio, perché la scomparsa è veramente un fenomeno molto articolato e quindi è possibile anche questo. Io ringrazio veramente il dottor Edoardo Genovese, criminologo dell'associazione anche Penelope, ecco, che è stato con noi, ma soprattutto che ha cercato di spiegare i vari risvolti di questa medaglia. Non sono solo due facce, sono tante facce su una medaglia che tu devi sapere individuare e cercare anche di capire, e non è cosa facile. Allora, Sindaca, come ci saluta, cosa vuole dire? L'invito, visto che abbiamo parlato di sicurezza, di ragazzini, appunto l'invito è quello di fare rete, quello che abbiamo detto prima, quindi cercare tutti assieme, istituzioni, non cittadini liberi, le scuole, tutti metterci insieme e cercare insomma di costruire una società che abbia rispetto e che fondi veramente le radici in valori importanti. Ecco. Sa, Sindaca, cosa mi hanno detto le mamme dei familiari? Ieri siamo state in città, abbiamo fatto un bel giro, siamo andati a vedere le mostre di altre associazioni, che noi abbiamo creato questo gruppo, le associazioni abbracciano le associazioni, che ringrazio. Hanno detto: hai visto Mirella, i politici al Vinitaly, però quando facciamo le cose noi non viene nessuno poco. Non siamo più importanti del vino noi con quello che abbiamo passato. Perché ci lasciano nel vuoto, non riescono a capire l'impegno che ci stiamo mettendo, rimboccandoci le maniche per dare aiuto ad altre persone, ad altri genitori. Li vedi al vino e da noi perché non vengono. Noi faremo questo incontro il 21, domenica 21 aprile all'Ippodromo di Sant'Artemio, parleremo di morti sul lavoro con questi familiari per ricordare queste persone che non ci sono più, hanno organizzato loro, sono rimboccate le maniche, perciò io dico ai politici: guardate che se non venite, poi questi genitori se lo ricordano, siete tutti in campagna elettorale, però guardate che loro vi stanno guardando, vi stanno osservando, ecco, non pensate di passare inosservati, loro vedono dove ci siete, cosa fate e se date le risposte, perciò inviteremo tutti, naturalmente poi chi verrà verrà, però per rispetto di questi familiari che nonostante queste tragedie hanno avuto ancora il coraggio di riuscire a dare conforto ad altre persone, a parlarne di questi temi, penso che questo rispetto dovrebbe essere dovuto. Cosa dice, dottor Genovese? Assolutamente sì, il tema delle morti bianche è oggi un fenomeno veramente allarmante. Ogni giorno è come se leggessimo dei veri e propri bollettini di guerra. Morti che non dovrebbero in alcun modo esistere ed essere anche amplificati, se vogliamo, perché purtroppo non si può pensare di lasciare la propria abitazione con un abbraccio verso i propri cari e andare all'appuntamento ultimo così in modo prematuro e in modo veramente molto molto drammatico, che è quello del lavoro. Uno dovrebbe andare al lavoro in totale sicurezza, in totale, diciamo, certezza di poter far rientro a casa e magari raccontare le cose belle che ha vissuto proprio nel suo luogo di lavoro. E soprattutto i morti sono morti, che siano scomparsi, che siano per femminicidi, per omicidi stradali, che siano appunto sul lavoro, sempre morti sono per i loro familiari, perciò il dolore comune che li avvolge tutti assieme, che cercano di fare squadra tutti assieme. Io devo dire veramente grazie, sono onorata di avervi conosciuto, anche di avervi fatto incontrare, grazie anche a questa trasmissione, perché non si conoscevano, anche tra di voi, per scambiarvi, anche non si sa mai. C'è l'onore tutto invitarlo, magari Sindaca, anche questo criminologo, a parlare di scomparsi, di quello che vive, infatti. Anche mi farebbe piacere, perché forse così è fare anche rete. Solo un appunto. Se posso, ecco, che diceva appunto i politici vicini o meno alle associazioni. Ecco, mi sento di dire, portando anche un po' la voce, insomma, dei colleghi sindaci, che noi amministratori siamo vicini e capiamo l'importanza delle associazioni, che sono un tessuto importantissimo per la società, perché abbiamo associazioni a livello culturale, diciamo, che si occupano di cultura, abbiamo associazioni che si occupano di sociale, con gli anziani, con i disabili, con le persone, insomma, quindi capiamo, sappiamo la fatica oggi per un
anche un direttivo, tenere in piedi un'associazione, quindi sappiamo la difficoltà di trovare dei volontari che si occupino, che dedichino il loro tempo, le loro fatiche, le loro energie a sostenere queste associazioni, quindi le capiamo, siamo vicini e soprattutto insomma nelle nostre piccole realtà cerchiamo anche sempre di presenziare alle loro iniziative, ai loro eventi. Poi ovvio la politica magari un po' più alta si deve occupare anche di quella che è la promozione del territorio, la promozione dei cibi, degli alimenti. Sono votati quindi dai cittadini, ecco, cara sindaca, esatto. Noi abbiamo questo alti, poi no, che siamo votati, esatto, sono votati dal popolo, quindi siamo vicini al popolo, quindi capiamo insomma ecco le difficoltà e come amministrazioni anche a livello di sostegno economico, se possiamo, se i bilanci lo permettono, siamo sempre comunque vicini, quindi il sostegno c'è e la vicinanza è anche. Grazie a Maurina Sessolo, sindaca di Fontanelle, primo mandato civica, grazie al dottor Edoardo Genovese, criminologo dell'associazione anche Penelope, grazie. Pubblicità. Allora abbiamo in ospite l'avvocata Valentina Pizzol, diritti civili, poi spiegherà, e abbiamo collegato da Padova il professor Michele Cortellazzo, linguista all'Università di Padova. Buongiorno professore, grazie di essere qui anche a lei. Allora partirei proprio da lei, professor Cortellazzo, linguista. Ecco, spieghiamo bene questa parola. All'Università di Padova. Prego professor Cortellazzo, mi sente bene? Sì, la sento benissimo, penso che anche lei mi senta bene. Sì. Allora, i linguisti sono quegli studiosi che studiano come funzionano le diverse lingue. Ci sono alcuni linguisti che studiano proprio, diciamo, i principi generali che riguardano tutte le lingue ed altri che si specializzano invece su singole lingue. Questo è il caso mio. Io appunto insegnavo perché adesso sono in pensione, anche se continuo a insegnare, comunque ero professore di linguistica italiana, come ci possono essere studiosi di linguistica tedesca, linguistica francese, linguistica inglese e via dicendo. Quindi noi non studiamo le lingue nel senso di impararle o insegnarle dal punto di vista pratico, ma cerchiamo di capire come funzionano attualmente nel mondo contemporaneo o come si sono evolute nel corso della storia. Molto chiaro, grazie professore. Sentiamo invece l'avvocata Valentina Pizzol, parliamo di diritti civili questa mattina con l'avvocato Pizzol. Cosa vuol dire diritti civili, diritto civile? Spieghiamo come ha fatto il professore per quanto riguarda la linguistica. Prego avvocata. Grazie, intanto saluto il dottor Cortellazzo, che è un onore essere qui insieme a lui. Ecco. Diritti civili e non diritto civile, perché sennò facciamo confusione. I diritti civili sono quelli che i diritti fondamentali del cittadino. Quindi quando parliamo di diritti civili, che spesso sentiamo nominare dalla cronaca locale perché si ritiene che i diritti civili vengano violati, sono quelli che attengono proprio alla sfera personale dell'individuo. Che è molto importante. Sì, nella sua dimensione sia come singolo sia nella sua formazione sociale. Ma le sembra che noi cittadini ci viene spiegato, cioè non è che noi per forza dobbiamo andare a scuola e capire perché ha intrapreso quel percorso di cosa stiamo parlando, ma quando si parla di diritti si dovrebbe parlare anche di doveri. Diritto civile, diritti civili, doveri civili. Perché si parla così poco anche di doveri? Ecco, questa società che punta più sui diritti che sui doveri. Prego. Ma sinceramente non ci avevo mai pensato rispetto a questa al focalizzare sul fatto dei diritti piuttosto che sui doveri. Diciamo che le due cose vanno a braccetto, perché ogni volta che ho un diritto ho anche un dovere, nel senso che anche se dovessimo leggere la nostra Costituzione vediamo un sacco di diritti, ma questi diritti sono assoluti o trovano dei limiti? Cioè, dove il mio diritto alla proprietà privata trova un limite, dove il mio diritto alla libertà
personale mia trova un limite e la Costituzione trova sempre inserisce implicitamente sempre dei paletti, perché ovviamente i miei diritti non possono andare a sconfinare, per esempio, con i suoi diritti. Che è molto importante. Esattamente. Che la tua libertà finisce dove inizia la mia libertà. Sì, altrimenti Ed ci è sarebbe... un diritto avere la mia libertà, no? Certo, ma nel senso che la mia libertà non significa... Credo di aver fatto cadere il mio. Sì, infatti, eccola qua. Passiamo intanto che lo mette al professor Cortellazzo. Professore, è un diritto anche sapere la linguistica, sapersi esprimere, capire questa lingua meravigliosa. Io ho un banco solidale, professor Cortellazzo, e devo dire la verità che c'è questa voglia di imparare questa lingua, soprattutto quelli che non la sanno, non la conoscono, però per motivi, veramente motivi di vita, la imparano in maniera molto veloce e la imparano anche bene, perché c'è la voglia di imparare. Ecco, quanto è importante la voglia di imparare anche all'università, nella scuola, perché se tu vuoi imparare, impari anche bene. Prego, professore. Allora, lei ha inserito tante cose. Comunque, la lingua è un diritto? Sì. Ricordo sempre quello che diceva Don Milani e la sua scuola. Diceva, è la lingua che ci fa uguali. Cioè, saper dominare la lingua è uno degli strumenti principali per il vivere assieme. E quindi mettere nelle condizioni anche le persone che provengono da situazioni culturali diverse dalla nostra. Per esempio, lei pensava, credo, agli stranieri quando diceva quello che diceva. È una cosa importante. Comunque questa trasmissione è proprio sfortunata. Io devo attaccare il computer, quindi passo la parola. Allora andiamo, visto che si è messo il microfono, l'avvocato Pizza, avete visto con la tecnologia come andiamo bene. Prego, avvocata, allora sì, continuiamo, adesso l'ha messa a posto. Sì, spero che non cada più. Ma dopo eventualmente vada tranquilla. Sì. Allora, in base a quello che ha detto il professor Cortellazzo. Sulla lingua. Sulla lingua? Sì. Perché è un diritto anche quella, no? Sì, certo. Sì, io non sono una linguista, quindi ovviamente non me ne occupo, però c'è, per esempio, il tema del linguaggio oggi è veramente al centro dell'attenzione. Io banalmente nel mio piccolo cerco sempre di difendere la declinazione al femminile nelle professioni e nel mio ambiente, quello forense, non è una questione di poco conto, perché moltissime colleghe, per esempio, non accettano di farsi chiamare avvocata. Esatto. Perché innanzitutto non lo trovano, non piace il suono. E lì bisognerebbe anche chiedersi perché non piace, perché c'è poca familiarità con questa versione femminile del termine di avvocato, ma poi non solo, c'è proprio la percezione di un minus, cioè nel senso, se vado a declinarmi al femminile perdo un po' di importanza, cioè meglio la declinazione al maschile anche per chi è donna e esercita in questo settore, e quindi le resistenze maggiori veramente le si trovano nel campo delle donne. Tanto è vero che anche con la Giorgia Meloni, il presidente, invece la premier, perché la correttezza sarebbe la premier, non il premier. Professor Cortellazzo, ma l'importanza anche di esprimersi correttamente. Delle volte io sento certi, specialmente diversi giovani, che dicono a questi ragazzi, ma come ti esprimi? Ma mamma mia, guarda come si è espresso, come parla. Ecco, quanto importante è esprimersi bene anche a livello culturale, professore? Allora, qui bisogna stare attenti a che cosa vuol dire esprimersi correttamente e esprimersi bene, cioè trasmettendo quello che uno pensa o uno sente, perché sono due piani diversi. Giustamente l'avvocata, che in realtà dice io di lingua so poco, e ha fatto una presentazione perfetta, quindi ha detto esattamente quello che direi io, ha fatto riferimento a una questione di correttezza linguistica. In italiano i nomi di professione si declinano secondo il genere della persona a cui si riferiscono. Quindi
l'avvocata è un'avvocata. Prima lei chiamava la sindaca, non mi ricordo di che paese, la chiamava sindaca. Questo è correttezza grammaticale. Dopodiché si tratta di capire se anche questa idea banale, io adesso cosa ho detto? Ho detto, se noi guardiamo alla grammatica, poi potrei dire anche se guardiamo alla storia, ma qui non vorrei allargare il discorso, ho cercato di esprimerlo nella maniera più compiuta e più chiara possibile. Ecco, non tutti sono capaci di fare questo e direi che a volte non tutti sono interessati a farlo. Io credo che una delle cose a cui serve la scuola e su cui gli insegnanti in genere lavorano molto con maggior o minor successo a seconda anche delle condizioni di contorno è di dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi verbalmente nella maniera più profonda, diciamo più completa possibile, perché teniamo presente una cosa, la lingua è il linguaggio, diciamo, è uno dei punti fondamentali che differenziano il genere umano dagli altri generi viventi. Quindi è una risorsa che per noi è talmente abituale, perché parliamo da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto e delle volte anche quando dormiamo, ma insomma quello lo lasciamo da parte, che non ci rendiamo conto di quale strumento potente il genere umano ha costruito nel corso della sua evoluzione. Grazie professor Cortellazzo, penso che sono parole semplici però che devono arrivare, l'importanza è capire dove tu vuoi arrivare, cosa vuoi dire, ecco che linguaggio usi per dire magari quello che non vorresti anche dire e che ti esce tranquillamente dalla bocca. Il problema è capire anche queste famiglie, avvocata, questo momento difficile che stanno vivendo, questi diritti civili, diritto, ma diritti che dovrebbero avere non ci sono perché trovano molte porte chiuse, ecco, non hanno il supporto anche economico per affrontare certe situazioni. Ecco, pensa che forse ci sia da parte della politica un'attenzione verso i diritti, anche i diritti civili di molte famiglie che stanno vivendo? Io non credo che questo sia un periodo storico in cui i diritti civili sono al centro dell'attenzione, insomma, tant'è che il nostro Parlamento, per esempio, è stato destinatario di un sacco di moniti da parte della Corte Costituzionale proprio in materia di diritti civili, perché ovviamente secondo una logica di tripartizione del potere, cioè, al Parlamento compete l'ambito delle norme, quindi il Parlamento deve legiferare. Se il Parlamento non legifera per colmare quel vuoto che esiste in materia di diritti civili, nonostante i moniti della Corte Costituzionale, vuol dire che non siamo in un momento storico felice da questo punto di vista. Che non sa ascoltare, anche dare risposta a questi diritti che le persone dovrebbero avere. Sì. Allora professore, come la mettiamo se non veniamo ascoltati? Addirittura si è parlato molto, adesso andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Vicenza, del dialetto a scuola e vorrei sentire anche lei cosa ne pensa. Andiamo a sentire il servizio, andiamo a Vicenza. Andrebbe insegnato il dialetto a scuola? Sì, qui da noi sì. Perché secondo lei? Ma perché lingua storica bisogna mantenere tradizioni. E se loro non lo sentono a casa, a scuola è giusto che lo sentano. Quindi per una questione di tradizioni e origini? Sì, senz'altro. Siccome il dialetto a me piace, dunque sarebbe bello, sarebbe anche utile, anche per esempio con quelli, gli stranieri. Io faccio parte del Cenacolo dei Poeti Vicentini, un tempo Cenacolo di Poeti Dialettali Vicentini, per cui penso che sia una tradizione da mantenere, anche se in casa noi parliamo sempre italiano. Però è bello perché fa parte anche della vita e dei mestieri di un tempo. Non penso che occorra di più di tanto, anche tanti insegnanti parlano già veneto, anche con i loro alunni, io penso che non occorra magari per integrare i ragazzi da altre parti, diciamo. Lei dice per una questione di integrazione ben venga a insegnarlo nelle scuole?
potrebbe anche essere utile. Ci tengo molto al dialetto veneto, è stata una lingua, ha una tradizione di lingua ed è definito lingua, non dialetto, la lingua veneta. Però sono convinta che non esista questa necessità perché è molto diffuso e molto parlato e coltivato e magari si sente più la necessità di un italiano parlato e scritto bene. Allora, professor Cortellazzo, una volta mi ricordo si andava a scuola per imparare l'italiano, adesso voglio andare a scuola per imparare il dialetto. Lei cosa ne pensa, professore? Che l'ultima persona intervistata ha detto delle cose molto interessanti e diverse dalle altre. Cioè, chi chiede che il dialetto venga insegnato a scuola lo fa un po', diciamo, per disperazione. Cioè, partendo dall'idea che il dialetto sta sparendo e che quindi bisogna trovare delle maniere per conservarlo. Chi invece ritiene che il dialetto sia ancora vivo dice: cosa ci interessa a scuola? La scuola serve per insegnare le cose che non si sanno, non le cose che già si sanno. Quindi si tratta anche di capire qual è la valutazione che diamo della diffusione del dialetto. Fra l'altro, dialetto, lingua, per noi linguisti è esattamente la stessa cosa, non è che il veneto sia una lingua e altri dialetti no. Tutti i dialetti sono dei sistemi autonomi, diversi dall'italiano, con una loro storia, una loro grammatica e la stessa dignità. E quindi quello che noi diciamo adesso qui per il veneto possiamo dirlo per l'emiliano, possiamo dirlo per il marchigiano e via dicendo. Ecco, proprio dalle interviste si vedeva come diciamo ci sia da una parte un'esigenza di mantenere vivo il dialetto per la cultura che rappresenta, per il senso di identità che stabilisce, tutte cose assolutamente giuste. Ma lo si chiede di insegnare perché nella società viene sempre meno usato, anche se il Veneto assieme alla Campania e alla Sicilia è la regione nel quale la tenuta del dialetto, anche parlando con estranei, è ancora abbastanza forte. È anche vero, però io ho avuto un ospite la scorsa settimana che si parlava proprio di letteratura e diceva bisogna scrivere in italiano, non puoi scrivere un libro in dialetto perché chi lo capisce, anche Commisso che era un veneto doc, i libri li scriveva in italiano perché sennò come riesci a farti capire? Oppure il siciliano non può scrivere il libro in siciliano ma lo deve scrivere in italiano perché è compreso da tutti. Ecco l'importanza della lingua anche nella letteratura, professore. Sì e no, perché tutti noi leggiamo Camilleri, che non scrive in siciliano, scrive in un miscuglio che ha creato lui, un po' italiano, un po' siciliano, con un tasso di sicilianità che è aumentato nel corso degli anni invece che diminuire, e l'abbiamo letto lo stesso. Perché devo dire che tutto sommato, con un po' di esercizio, se il dialetto non è di quelli più rustici, più arcaici, quindi più difficili da capire, a volte anche per gli stessi abitanti della regione, diciamo, riusciamo a assuefarci, a familiarizzarci, a capirlo. Naturalmente vale quello che dicevamo all'inizio. Bisogna avere delle cose da dire, perché se ci sono delle cose da dire, i lettori si sforzano di capirlo, perché sono contenti di apprendere, di divertirsi, eccetera, anche su cose che magari non sono scritte nella lingua che dominano. È chiaro che poi c'è da fare una scelta, di riuscire a scrivere in dialetto o con forti influssi dialettali e farsi leggere al di fuori del proprio territorio, bisogna essere bravissimi. Però ricordiamoci che gran parte della poesia del Novecento, della migliore poesia del Novecento, è stata scritta in dialetto. Avete capito? Sentite i pareri diversi. Allora, qualcosa da dire, diceva il professor Cortellazzo, avvocata. Lei cosa avrebbe da dire? Qualcosa da dire proprio per quanto riguarda i diritti civili in questo momento? Cosa vorrebbe dire, avvocata? Visto che la stanno ascoltando da casa e proprio i diritti civili sono molto importanti.
Avrei tante cose da dire al riguardo, ovviamente, perché vabbè, per chi non lo sapesse, io mi occupo di diritti LGBT. E quindi in questo momento sono le persone che stanno subendo veramente un attacco importante da abbiamo parte... avute ospiti proprio. Sì, cioè, nel senso, stiamo parlando delle loro famiglie, stiamo parlando dei bambini, di queste famiglie omogenitoriali nelle quali si viene a mettere in discussione il genitore, tra virgolette, di intenzione, ossia quello che non è legato biologicamente al minore. E quindi sì, di cose da dire al riguardo ce ne sono, e ce ne sono tante, e non è purtroppo questa la sede più opportuna, però c'è una cosa, se posso lanciare un messaggio, è che i diritti di alcuni non vanno a togliere i diritti che abbiamo già. C'è sempre un po' questa paura, no? Quando si parlava anche a suo tempo della legge sul divorzio, cioè il fatto che sia consentito il divorzio non implica che tutte le coppie dovranno divorziare, cioè è una facoltà che viene data a chi non vuole più stare assieme, così come riconoscere i diritti delle famiglie omogenitoriali non significa che d'ora in poi tutti devono avere una famiglia omogenitoriale, semplicemente significa dare anche la possibilità alle famiglie composte da due persone dello stesso sesso di essere riconosciute come famiglia, quindi di avere due mamme o due padri. Eppure queste persone vengono in trasmissione, esprimono anche la loro disperazione in questo momento, perché pensavano veramente di essere riusciti a fare un passo in avanti, ma è stato molto difficile dopo accettare invece le reazioni. Andiamo a vedere queste reazioni politiche, mamme Arcobaleno. Sono soddisfatto con questo di coscienza, io sono un nonno, ho nipoti, non mi sarei mai sentito di fare bambini in serie A, bambine serie A, serie B. Come ho detto tante volte, avendo l'amore, quando entravo nel mio ufficio o andavo all'anagrafe, vedevo le mamme sorridenti, avevano il sole negli occhi, sorridevano serene, felici, con questi piccoli bambini e bambine. È commosso Sergio Giordani dopo aver appreso la notizia che il Tribunale di Padova ha respinto i ricorsi della Procura contro gli atti di nascita dei figli e delle figlie di coppie di mamme che nel corso degli anni lui stesso, da primo cittadino di Padova, ha registrato all'anagrafe. Una prima battaglia vinta, ma questo non basta, bisogna colmare il vuoto normativo per evitare che altre coppie di mamme vivano la lunga trafila giudiziaria che stanno vivendo le famiglie arcobaleno padovane. L'atto di nascita non ha motivo per essere rettificato. Nel senso, va bene così com'è, e riconosce, questo è un passaggio molto importante, riconosce che non è possibile così indefinitivamente nel tempo contestare un documento che di fatto va ad individuare l'identità di un bambino e mette i presupposti perché coloro che l'hanno messo al mondo, sia biologicamente che no, che se ne fanno carico materialmente e moralmente, che lo inseriscono in un contesto familiare, dire improvvisamente che questa cosa non esiste più. La decisione del Tribunale di Padova è stata commentata anche dalla segretaria del PD, Elish Line, che plaude al coraggio del sindaco Giordani e invita il Parlamento ad approvare una legge che riconosca pari dignità a tutte le famiglie. Dal valico di Rafah, dove sono in viaggio verso Gaza, arrivano anche le dichiarazioni dei parlamentari veneti Dem. Il Tribunale di Padova blocca la furia ideologica del governo Meloni e ristabilisce un dato di realtà: quelle famiglie esistono e quei bambini devono avere gli stessi diritti degli altri, scrive l'onorevole Alessandro Zanna, a cui fa eco la deputata trevigiana Rachele Scarpa. È sicuramente una buona notizia e oggi festeggiamo, ma dobbiamo rimanere vigili perché abbiamo visto come questo governo, attraverso atti e direttive, non manchi mai di mettere in atto una regressione discriminatoria che è una vera e propria guerra alle famiglie arcobaleno e alla diversità. Avvocata, come commenta questo servizio e com'è la situazione attuale? Prego. Beh, innanzitutto credo che a Giordani un domani dovranno intestare una piazza o una via, perché quello che ha fatto è stato veramente qualcosa di pionieristico, nel senso che lui si è proprio battuto in prima fila per consentire a queste famiglie il riconoscimento sin dalla nascita, consentendo appunto alla formazione degli atti di nascita con due madri in questo caso. E la decisione di Padova, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura,
finalizzati a cancellare il genitore di intenzione dall'atto di nascita, sono stati di recente impugnati in primis dal Ministero dell'Interno e poi anche dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia. Quindi adesso siamo in attesa dell'udienza che si terrà al momento, salvo cambi di programma in itinere, il 10 di giugno. Quindi siamo prossimi, sì, diciamo, sì, non manca siamo tantissimo. prossimi. Però è un calvario per queste famiglie, certo, altro che, detto anche che è un per questi calvario. bambini. Cioè, è magari. esattamente da un anno più o meno che sono in balia prima del ricorso promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, adesso del reclamo davanti alla Corte d'Appello. Cioè, insomma, è da oltre un anno più o meno che bisogna queste coppie... svegliare qualcuno. Allora andiamo a vedere la copertina del libro Lessico Veneto Contemporaneo del professor Cortellazzo. Ecco qua la copertina. Professore, vedendo questa copertina, questo libro, perché questo libro velocissimo, come ci saluta, professore? Beh, questo è un libro di mio padre che abbiamo pubblicato a cura, in questo caso, di mia figlia, e rappresenta quello che mio padre ha fatto per il dialetto veneto negli ultimi anni di vita. Come si diceva prima, il dialetto adesso deve essere conservato, salvaguardato, ricordato, e questo libro, assieme a un altro, Parole Padovane, che è uscito nei giorni scorsi, eccolo qui, rappresenta proprio l'impegno di mio padre negli ultimi suoi 20 anni di vita a questo fine. Io la ringrazio veramente, professor Michele Cortellazzo, di essere stato con noi, linguista all'Università di Padova. Grazie professore, grazie all'avvocata Valentina Pizzo, diritti civili, anche lei di essere stata con noi. Grazie, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Insalata di riso. Il riso parboiled è un riso che viene preventivamente trattato per evitare che durante la cottura perda troppi elementi nutrienti. Ingredienti per 4 persone: 300 g di riso parboiled, 3 uova sode, 2 würstel lessati, 80 g di Emmental, 70 g di prosciutto cotto in una sola fetta, 2 peperoni di diverso colore, 3 carote piccole, 50 g di piselli surgelati e lessati, un limone, 100 g di maionese, 2 cucchiai di olio, 2 cucchiai di capperi dissalati, 4 cetrioli sott'aceto, 10 olive nere snocciolate, 50 g di giardiniera sott'aceto, sale fino. Pelate i würstel, lasciateli raffreddare e tagliateli a dadini. Tagliate a dadini l'Emmental, il prosciutto cotto, affettate i cetriolini e tagliate a metà le olive. Pulite le carote e tagliatele a fettine sottili. Tagliate a listelli i peperoni privi dei semi. Asciugate i pezzi della giardiniera e tagliateli se troppo grandi. Lessate il riso in abbondante acqua salata per 15 minuti. Al termine della cottura,
Scolate il riso e fatelo raffreddare. Riunite nella zuppiera con il riso tutti gli ingredienti tranne le uova sode. Condite con l'olio, la maionese, il succo di limone e salate a piacere. Mescolate bene per amalgamare l'insalata. Livellate un po' la superficie e decorate con le uova che avrete sbucciato e tagliate a spicchi. Servite e buon appetito!